Ti ho costruita donna piano piano, sperando di poterti avere sempre. Ti ho coltivata come un tulipano, salvandoti dal freddo di dicembre. E sei cresciuta bella da morire, piena di ingenuità, di inibizioni, virtù che io dovevo rispettare, invece di cadere in tentazioni. Bimba mia, bimba mia, bimba mia. Forse ho sbagliato a darti troppe cose, ma un uomo innamorato non ragiona. Io ti ho cullata in letti di mimose, ponendoti al di là di ogni persona. Ti ho amata come donna e come figlia, avresti ereditato la mia vita, ma ora che si scioglie la famiglia, mi chiedo perché mai ti ho conosciuta. Bimba mia, bimba mia, bimba mia. La colpa forse è tutta della vita, alle cui leggi non si può sfuggire. Naturalmente tu sei perdonata, anche se lasci un uomo ad impazzire. E a niente servirebbe ritentare per fare in modo di riaverti a casa, malgrado tutto ancora. Questa canzone la dedico a questo papino, come lo chiamava la sua bimba, a questa bimba che non si sa se c'è, se non c'è, che fine ha fatto, cosa è successo, ma soprattutto la dedico a tutti quei genitori che ancora adesso non riescono a capire e forse guardare bene negli occhi i loro figli per capire che forse qualcuno ha bisogno di aiuto, ma non si chiede, non si fa. E questo fa molto male, perché ci sono delle persone che devono essere assolutamente aiutate, i genitori da solo non ce la fanno, e questo fa male ancora di più perché avremo le competenze per fare questo, però chiedere aiuto è sempre una vergogna. Ne parleremo questa mattina con degli ospiti veramente graditi. Abbiamo due donne questa mattina, abbiamo in presenza Romina Ceccato, presidente associazione Alba, Luci sulla buona strada, e mamma di Riccardo, noi ricordiamo l'Eugeni, questa vittima di un incidente stradale terribile, come tanti ragazzi e ragazze, ma soprattutto il dolore che non passa mai, l'ascolto che non arriva di chi dovrebbe veramente ascoltare e poter dare anche delle risposte, ma queste mamme sole, terribilmente sole, che lottano con i lunghi e con i denti per cercare di avere giustizia e fare giustizia ed evitare altre morti. Abbiamo anche collegata da Treviso Giuliana Fantoni, titolare del cinema assieme alla famiglia meravigliosa Fantoni del Cinema Edere di Treviso. Grazie Giuliana di essere qui con noi, veramente grazie. Ecco, ho aspettato ma ne valeva la pena
perché veramente col tuo cinema, con le tue proiezioni riesci a dare quel messaggio veramente anche molto bello di valori, di radici, di storie vere, le nostre storie. E quello che mi ha veramente colpito è che ci sono anche tanti giovani che guardano questi film, che li commentano, e veramente devo dire grazie a Giuliana Fantoni e a tutta la sua famiglia. Spero di aver collegato, Giuliana, anche il nostro mitico e amato, che gli vogliamo un bene dell'anima, Luca Trapanese. Dovrebbe collegarsi telefonicamente con noi. È stato ospite di Sveglia Veneta diverse volte, ma soprattutto per capire cosa si può fare per cercare di unire il mondo giovane con le fragilità, cosa difficilissima. Io ieri, questa settimana, sono stata invitata al Mazzotti, ieri sono stata invitata al Riccati, avevo le prime, e vi posso assicurare che in quel mondo delle fragilità non ci siamo proprio, non lo conoscono, non ci conoscono, l'hanno detto loro, sentirete le interviste che ho fatto, ma soprattutto vorrebbero invece conoscere, è quello che mi preoccupa, perché noi vorremmo anche conoscere, ma non lo sappiamo, come facciamo, pensate? E poi sento le associazioni tantissime che dicono: ma noi andiamo nelle scuole, ci conoscono, se questo è il risultato allora c'è qualcosa che dobbiamo fare di più. Allora io partirei proprio con Romina Ceccato, perché saranno delle giornate importanti, giornate mondiali sulla sicurezza stradale, ma servono le giornate o serve un qualcosa in più, nel senso che è un tema talmente delicato perché muoiono persone, non ritornano più, muoiono giovani, meno giovani, bambini, però mi sembra che qualcuno non ascolti, perché sono anni che tu ti stai battendo con altre mamme, con altre associazioni, con presidenti di associazioni importanti. Per carità, qualche volta forse siete stati ascoltati, ma i risultati, prego Romina. Allora, intanto ti ringrazio sempre per il tuo invito e sempre per la disponibilità e il supporto che mi dai di andare avanti, e questo è importante. No, io confermo che secondo me noi veniamo ascoltati giusto per rispetto, ma non per altro. Noi da soli, te l'ho detto anche prima, non facciamo niente, ma vedo che da chi ha più competenze ancora meno. Quindi, secondo me, è ora di finirla e di dire sì, ci siamo, ma il ci siamo io non lo vedo, perché, come hai detto tu prima, c'è totalmente la solitudine da parte di tutti quanti, da parte dei giovani, da parte di noi adulti. Non c'è ascolto, non c'è niente. Quindi io dico, c'è un problema? Sì. Non siamo noi che manchiamo di comunicazione, c'è un problema proprio di coinvolgimento nel far capire. Anche è una proposta che io ho fatto, è brutto da dire, perché è brutto da dire, però io parlo in campo dell'associazione che ho fatto. Ci sono persone che muoiono sulla strada, perché non mettiamo qualcosa di veramente importante a far capire, anche una macchina disastrata? Prendiamo, anche voi istituzioni, prendiamo questi giovani, prendiamo gli adulti, andiamo su quel luogo, parliamo con loro, facciamoli vedere. No, mi rispondono è uno shock. E allora io vi rispondo, venite a casa mia, vediamo se è uno shock. Vediamo che la società divide, non sta unendo, perché sta dividendo, ognuno pensa per se stesso. Ma non abbiamo capito che dobbiamo andare nello stesso binario e che la vita è una e uguale per tutti. Il rispetto della vita, ma il rispetto anche verso gli altri. Ma questo non c'è proprio. Io dico, io vado, io lotto, tu sai che io non mi fermo e non mi fermerò mai, però chiedo una cosa. Come ho sentito prima, appunto, perché non possiamo coinvolgere i nostri giovani? Che attenzione, guardate che io vedo che quando facciamo delle cose sui social, mandiamo dei video, robe varie, li guardano. Il problema è che poi quando arrivi a casa, non capisco perché, sti genitori dicono ah no, queste non si guarda, no, questo non si parla, no, questo... No, i temi vanno trattati. Perché forse allora abbiamo bisogno noi adulti di un insegnamento, di qualcosa, ma chiedo a chi è di competenza
che veramente non ci bastano più le parole, ma i fatti non li vediamo. Siamo stanchi di non vedere i fatti. Anche adesso, io sono stata a Roma, perché tu lo sai, ma datemi una spiegazione. Abbiamo, fino all'altro tempo fa, molto tempo fa, la critica del monopattino che era pericoloso. Perché mettiamo l'assicurazione, mettiamo e il casco? Beh, datemi una spiegazione di qual è la differenza. Se qualcuno me la dà. Allora, abbiamo sentito le riflessioni di Romina, adesso vorrei invece sentire Giuliana Fantoni per questo amore, per questa passione familiare, direi, perché si trasmette proprio di padre in figlio, di madre in figlia, ma soprattutto di centrare quello che è l'obiettivo, i valori, intrigare le persone per riuscire a portarle al cinema, cosa non facile. Molti cinematografi hanno chiuso perché non hanno saputo intrigare anche con film, magari anche importanti per qualcuno, però le persone non arrivavano. Invece da Giuliana arrivano, io l'ho viste quando sono andata a vedere Nata per te, bellissimo, ma non era solo il film, era la partecipazione, il coinvolgimento, persone preparatissime, culturalmente anche preparate per guardare i film. Prego Giuliana. È stato fatto un grande lavoro in questo senso per riavvicinare il pubblico dopo la pandemia, perché c'era stato veramente un momento di grande allontanamento, c'era la paura, e nel momento in cui il pubblico, diciamo, ha scelto di tornare in sala, l'ha fatto anche con la voglia di ricreare una propria identità di spettatori. E la cosa che abbiamo visto è che per il pubblico è importante il luogo. Non vogliono semplicemente vedere il film, ma vogliono far parte di una comunità di spettatori che frequenta, nel mio caso, il nostro cinema. E questa è una cosa molto importante sulla quale stiamo molto lavorando, e prima citavi i giovani, ed è una cosa che cerchiamo di fare soprattutto anche con i ragazzi, perché loro sono i più spaesati, ecco, sono quelli che hanno più bisogno di trovare dei punti cardine per costruire la loro personalità. Se il cinema, con i valori che può dare, riesce ad essere uno strumento, io sento che sto facendo bene il mio lavoro. Penso che il cinema sia anche proprio un momento di civiltà, ed è il motivo per il quale amo fare questo lavoro e amo occuparmi di cinema d'essai, perché il cinema d'essai veicola dei valori importanti, e secondo me niente come il cinema arriva immediato Ad esempio l'ultimo film della Cortellesi, che tu hai fatto la proiezione, bellissimo anche questo, partecipazione. Straordinario. Sì. Sì, e lei veramente ha fatto un piccolo miracolo, perché è riuscita a fare un film alto e allo stesso tempo molto popolare. Diciamo che il titolo, Giuliana, che così a caso sembra qualcuno... C'è ancora domani. Pensate che titolo? E alla fine nel titolo c'è l'essenza stessa del film, perché non lo smonteremo mai. Penso che arriveremo a Natale con i numeri che sta facendo, ed ha veramente riavvicinato moltissimo pubblico. Era tanto tempo che non vedevo queste code alla cassa, e abbiamo veramente risalutato delle persone che non vedevamo da 3-4 anni, ed è stato bello riaccoglierli. E dobbiamo al Fittei Paola, è una cosa che ho scritto proprio ieri, ho fatto un post dedicato a questo film dicendo che ormai non è più il film di Paola Cortellesi, ma è il film degli spettatori, tanto è il trasporto verso questo film e la fierezza proprio di averlo visto, di raccontarlo e di consigliarlo agli altri, perché adesso sta vivendo di passaparola. È un bellissimo segnale. Fantastico, veramente grazie Giuliana per queste parole. Ecco, io penso che anche la nostra Romina, con questo titolo, che solo il titolo dice di cosa si tratta, e la speranza soprattutto c'è sempre domani. Ma quello che volevo anche capire e soprattutto capire con i telespettatori, che sembra, Giuliana, che qualcuno ti avesse detto: aspetta, prima di andare a Sveglia Veneti
prendi tempo, perché è arrivata Paola Cortellesi con un altro film in aggiunta del precedente, Nata per te, e con un altro film meraviglioso, con i valori, con le storie di queste donne, ecco, della sofferenza, ma soprattutto di riuscire a rialzarsi in piedi, a dire sono viva, ci sono. Ecco, io penso che questo sia veramente importante, perché in questi giorni, in questi mesi, in questi anni terribile, specialmente da parte di questa figura femminile, di persone, perché sono veramente dei giorni drammatici continuamente, tutti i giorni, tutte le ore, perché qualcuno si appropria della persona. Ecco, indipendentemente, io non parlerei di maschile e femminile, proprio si appropria della persona, dei valori della persona, della dignità della persona, che diventa un oggetto di possesso, e questo non può essere, bisogna assolutamente parlarne. Allora andiamo a sentire proprio questi giovani al Cinema Edera con cosa hanno dichiarato. Andiamo a sentire. Studenti Edera. L'adolescenza è come una montagna russa, dove a volte ti senti cadere nel vuoto e altre dove sei così in alto da poter toccare il cielo. Sono queste le parole di allegra voce narrante di uno dei 17 video prodotti nell'ambito del progetto Ti ascolto a scuola, filmati presentati in una vera sala del Cinema Edera. 5 le classi partecipanti all'iniziativa. L'evento rappresenta il capitolo finale di un percorso intrapreso dagli educatori dell'unità operativa infanzia, adolescenza, famiglia e consultori dell'ASL 2, che quest'anno sono entrati in 4 scuole secondarie di secondo grado della provincia di Treviso, coinvolgendo 140 studenti e in parte i genitori, con l'obiettivo di dar voce ai ragazzi. In un minuto, anche meno di un minuto, ci hanno dato dei messaggi molto forti. I genitori devono imparare ad ascoltare. Dobbiamo imparare ad ascoltare loro devono capire i messaggi che noi diamo e dobbiamo avere una maggiore comprensione da parte di tutti. Dai video realizzati emergono tematiche proprie dell'adolescenza, quali l'incomprensibilità, i dubbi e i momenti di forte smarrimento, ma anche l'amicizia, l'aiuto reciproco e la consapevolezza del loro mondo. Gli istituti che hanno aderito al progetto sono il Flaminio di Vittorio Veneto, il Rosselli di Castelfranco Veneto, il Duca degli Abruzzi e il Canova di Treviso. Dal nostro punto di vista la pandemia ha semplicemente scoperchiato un vaso di Pandora. In qualche modo il disagio giovanile è cresciuto, ma soprattutto nella parte che riguarda i sentimenti, diciamo, depressivi, i sentimenti di vuoto, che poi si traducono anche in situazioni molto molto difficili. Il progetto ha raggiunto 2350 famiglie. Però l'adolescenza è anche quella fase della vita che ti aiuta ad andare avanti anche nei momenti peggiori. Quando capisci quali sono le tue priorità, quando capisci di chi ti puoi fidare veramente e a chi ti puoi aggrappare, quando senti che va tutto male. Allora abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Rinaldo? Allora, quello che volevo capire, Giuliana, ecco la partecipazione di questi ragazzi. Ciao, ecco, Mirella, anche e buongiorno alle tue ospiti. Sì, ma Rinaldo, guarda che non potremmo aspettarti che ti arrivi, prego. Allora che sono qua, Mirella. Non si sente, non si sente. Vai. Comunque, sapete, Mirella, ti dico che purtroppo i problemi che no, non si sente. Ascolta, Rinaldo, sento televisione fin qua. I problemi che soleva adesso, li vede sempre stai. Una volta, anche il cinema, aiutava i ragazzi che andavano al cinema, e il cinema era un vettore e comunicava di tutto. Adesso i giovani, gli altri interessi, le altre robe, sto vittimismo di questi fiori, dove sei che in altri 9-10 anni lavoravamo, bisogna formarli i fiori e dopo dargli chi cammina da soli, stargli dritto, insegnargli la strada che va da percorrere e basta, non va a essere una roba tremenda, sti fiori. Andremo, era tutta un'altra cosa, goderemo di tutto, di un giocattolo fatto con legno, adesso i telefonini, tutta la maganite, i genitori che insegnano e tutto, bisogna lasciargli. E sono invece che i fiori
e gli diamanti greci. Chi va davanti fa la sua strada, chi si sgresa, dargli la possibilità di sbagliare e imparare, cosa che vuol dire certe robe. Dovremmo da insegnargli tutte, gli da imparare e ora impara dalla vita, da risolvere i suoi problemi. E ora gli uomini, i fiori di responsabilità, perché dei cattivi non ve ne è tanti, e va bene, quei cattivi ti noti subito, e i buoni bisogna parla. E ora, siamo chi cresce da soli, nel senso che è cabrio, ma è massa discorsi, fiori. E adesso vive una vita migliore, tranquilla, bella, intelligenti, via tutto. Cara Mirella, ti auguro buona domenica a te e ai tuoi ospiti. Grazie Rinaldo, anche a te e famiglia e a tutti i nostri telespettatori e telespettatrici. Allora partiamo proprio con Giuliana Fantoni. Tanti ragazzi, se li prendete per mano loro arrivano. Questa è la dimostrazione, perché sono intrigati, hanno piacere di vedere, di assistere, ma forse anche diventare protagonisti. Prego Giuliana. Sì. È vero, a loro piace molto essere coinvolti e io ho imparato moltissimo dai momenti di dibattito con loro. Praticamente c'è stata una cosa che mi ha fatto molto pensare. Sapete che noi d'estate facciamo un festival cinematografico e abbiamo dato appunto largo spazio ai giovani registi. E abbiamo notato che c'era nella loro opera tantissimo nichilismo, delle visioni molto, molto cupe, e ne abbiamo parlato con loro. E c'è un film in particolare che cito, che è Non credo in niente, ed è stato un film che praticamente parlava di questi ragazzi che avevano dei sogni nella vita e non riuscivano a realizzarli. E il film era veramente cupo. Quando ne abbiamo discusso in sala c'è stato un intervento di un ragazzo che ancora ricordo e ha detto: il problema è che noi cresciamo con tutti che ci dicono diventate quello che volete, e la verità è che invece diventiamo quello che possiamo, come a dire che le possibilità di fare veramente tutto quello che vuoi non ci sono, e loro vedono veramente molto nero, come se non vedessero la possibilità di esprimersi davvero, quando invece la società dice questa falsità. E quindi loro sono come arrabbiati di essere stati illusi di qualcosa che poi nella loro vita non si avvera. E io credo che una grossa responsabilità di questo ce l'abbiano i modelli che vedono nei social, che sono dei modelli molto effimeri. E qua torno a quello che dicevi tu, mancano dei valori. Dobbiamo stare molto attenti a quali diventano i modelli sui quali i ragazzi si confrontano, perché altrimenti se non vanno verso le cose vere li aspetta veramente un momento di frustrazione. E quindi in questo senso secondo me i ragazzi vanno ascoltati, ma va fatto proprio un lavoro su di loro per fargli capire in che modo possono fare il loro percorso senza andare a guardare gli altri, ma valorizzando se stessi in maniera un po' più autentica. Che io ho veramente mi fa molta paura quello che vedo nei social, perché vedo tutorial di make-up, vedo delle cose molto, diciamo, poco pregnanti, ecco, non vedo grandi valori. Bene a dirlo Giuliana, perché è quello che si vede, che si sente, basta vedere nell'abbigliamento. Io ieri li ho visti anche al Mazzotti, uno più bello dell'altro, non c'era una virgola fuori, non c'era, ma veramente di una precisione l'abbigliamento che lasciava perplessi. Molto delle volte, parlavo prima anche con Romina, un po' troppo osè per una scuola, ma non puoi prendertelo con la ragazza. C'è il genitore che guarda quando esce questo ragazzo o questa ragazza. Vedrai che non è adatto alla scuola, per carità nel pomeriggio è concesso perché è giusto, perché è il momento veramente a quell'età, poi che hai piacere di...
Ma no, a scuola non puoi mandare tuo figlio o tua figlia in certe condizioni a scuola, non dico altro perché non voglio, anche perché faremo vedere poi le interviste, ma capite bene che lascia molto perplesso. Se questi sono i messaggi, capite bene, sulle fragilità, anche su menti fragili, come dice giustamente Giuliana Fantoni, i social poi fanno il resto, capite bene che sono messaggi devastanti, o sbaglio, Romina? No, ha pienamente ragione e condivido molto quello che ha detto la signora prima Giuliana sul coinvolgere i ragazzi. Io ho incontrato un gruppo, adesso stiamo impostando una cosa dove ho dato l'incarico, mettiamolo anche, è un incentivo, ma per loro è importante, quindi stiamo preparando una borsa di studio per il migliore, mettiamolo così, studente o il migliore giovane che possa trasmettere un messaggio su che cosa dare un consiglio anche a un adulto, come comportarsi sulla strada, qual è l'importanza del valore della tua vita, cosa consiglieresti agli altri di fare perché la vita è un dono e ti viene dato una volta sola. E vedere questi ragazzi, come diceva prima la signora Giuliana, è pienamente vero, anche se fanno banalità, anche se dicono sciocchezze, però loro sono contenti, ma da soli, parlo come associazione, arriviamo fino lì. Però se insieme venite ad ascoltare sti ragazzi, non è vero che loro non vi trasmettono, se li coinvolgiamo. Erano contenti perché anche il più sciocco, il più pazzarello che magari mi ha detto un giorno a me non me ne frega niente. No, sono una borsetta di studio piccola, però loro si sentono coinvolti, si sentono attirati. Tu non eri d'accordo, prima vedevo che scuotevi la testa quando Rinaldo parlava noi una volta, noi facevamo, noi ci comportavamo, tu non eri d'accordo? No, non è che il fatto è che noi dobbiamo smetterla di dire noi facevamo questo, noi i genitori nostri ci dicevano questo, noi andavamo in discoteca alle 9, l'ho capito perché anch'io sono del noi. Ma adesso le cose sono cambiate, non c'è più la discoteca delle 3 alle 4, c'è la discoteca da mezzanotte, ma ne parlo perché ho anche un'altra figlia e vedo bene o male, lei me lo dice, prima di mezzanotte e mezzo non entrano i ragazzi. Benissimo, però io dico allora se c'è questo bisogna fare anche a capire che l'importanza della vita non è andarsi a divertire, ubriacarsi e uscire. No, ti puoi andare a divertire anche a mezzanotte, per carità, però avere una cosa importante, il cervello. Abbiamo Maria da Bovolenta, ciao Maria. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Niente Mirella, stavo seguendo il discorso qua serio e volevo dire che io sono sconvolta di queste cose che stanno succedendo questi giorni. Ma possibile che ci siano ragazzi così? Al momento sembrano ragazzi cose, invece nascondono tante cose di dietro. Ma io non lo so, diciamo sempre che dipende dai genitori quest'estate, ma per quanto li insegni, ma dicono sì, dopo fanno che cavolo che vogliono, hai capito? Ogni modo là bisogna cambiare le situazioni, anche le discoteche, mettere un orario preciso quest'estate perché c'è i giovani che dopo magari bevono qualcosa e che sempre morti sulle strade. Bisogna cambiare le regole là anche delle discoteche e tutto quanto, che facciano un programma veramente preciso. Non so neanche più cosa dire, basta perché guarda, sono sconvolta di queste due famiglie, guarda cosa stanno passando Mirella. Guarda, io mi trovo in mezzo perché ho uno sposato, ho 2 nipoti. La più grande ha 12 anni, ma vedendo queste cose qui sei preoccupata, hai capito? Ecco, vi ringrazio, buona giornata a tutti i tuoi ospiti e anche a te, buona domenica a tutti, ciao Mirella, ciao. Grazie alla nostra cara Maria
Ecco, una mamma che tutti vorrebbero, perché è nonna soprattutto, perché con i valori, ecco, con la sapienza del buonsenso che una volta avevano questi nonni, che ha la fortuna ancora di averli, li vada a trovare, ragazzi, andate a trovare questi nonni che forse assieme crescerete in maniera diversa. In questo momento però mi dicono che devo mandare la pubblicità. Siamo collegati con Napoli, dove c'è Luca Trapanese che ha chiamato. Ciao Luca! Ciao, buongiorno, Ciao, Luca. grazie Come di questo stai, invito. intanto? Bene, tutto bene, grazie. E Alba? Benissimo, grazie. Sai chi c'è questa mattina con noi? C'è Giuliana Fantoni. Pensa che bella sorpresa che hai questa mattina. Guardala, la vedi? No, perché sei al telefono, non so se sei collegato anche. Allora Luca, cosa vuoi dire di questo film, di queste proiezioni? Sei venuto a Treviso, al Cinema Edera, dove sei stato accolto, penso in maniera incredibile, da Giuliana Fantoni e la sua famiglia, ma da questo pubblico caloroso, sensibile. Prego Luca. Allora, innanzitutto saluto Giuliana ed è stato uno dei ricordi più belli del tour che abbiamo fatto per Nata per te. Treviso mi ha sconvolto dall'affetto e soprattutto dalla gente così pronta ad accogliere una storia nuova come quella mia e di Alba, e come la storia di una famiglia che è al pari di tutte le altre. È un ricordo bellissimo che io porto di Treviso. Grazie. Allora grazie Luca, sento con un bambino o una bambina, è Alba o è qualcun altro? No, è Alba, stiamo andando ad una festa per bambini, quindi facciamo colazione e poi andiamo ad una piccola festa di una sua amichetta di classe. Allora ci fai salutare da Alba, Luca? Ok, aspetta. Alba, dici ciao? Ciao. Ciao Alba, sono Mirella, c'è con me. Dimmi Alba. Ha il regalo, ha tra le mani il regalo per la bimba e quindi te lo vorrebbe far vedere. Beh, io sono sicura Alba che è un regalo bellissimo, ma soprattutto sei tu, sarai tu, questo è il centro di questa festa bellissima, con il tuo sorriso, con la tua gioia di vivere, di giocare, di abbracciare. Ti ringrazio veramente Alba, anche del saluto. Grazie. Senti Luca, andando in giro veramente da nord a sud, da est a ovest, cara, io spero anche che me la fai e che mi mandi qualche video Luca di questa bellissima anche festa magari. Sì, ascolta Luca, cosa hai notato, ecco, proiettando questo film, vedendo le persone, incontrando molte persone, ecco, la sensibilità, ma i giovani, io voglio capire come vedi questi giovani, Luca. Ma io i giovani vedo che hanno bisogno di una guida, di avere sicuramente dei punti di riferimento diversi, e quindi quando tu gli parli di possibilità, loro sono completamente aperti, hanno bisogno di avere dei messaggi positivi, altrimenti non ce la possono fare. Senti Luca, è della storia di queste mamme, di queste famiglie arcobaleno che stanno lottando con le unghie e con i denti per avere il diritto di essere genitori a tutti gli effetti, cosa vuoi dire? Ma che è un diritto che bisogna assolutamente riconoscere, perché siamo l'unico paese in Europa che ancora non riconosce tali diritti. Ci vantiamo di essere un paese all'avanguardia, invece siamo un paese che fondamentalmente non riconosce tanti nuovi modelli di famiglie, e le famiglie ormai non possiamo prescindere dal fatto che sono cambiate, sono diverse, e bisogna dare tutti i diritti a tutti i bambini, anche ai genitori. Ma soprattutto io penso, Luca, e forse mi darai ragione dopo quello che hai dichiarato, Treviso mi ha accolto in maniera incredibile, le persone sono incredibili, forse le persone capiscono, accolgono. Io ho avuto queste mamme ospiti
e hanno detto ma noi siamo accolte nel territorio dove viviamo, ecco, la comunità ci ha aperto le braccia, forse è la politica che è sorda. Esatto, Luca, esatto, o sbaglio? brava, sì, la società già è aperta, già è avanti, già ha superato questo gap. La politica non riesce ad essere al passo con i bisogni dei cittadini e questo è faticosissimo, perché poi invece tutti i giorni la vita la vivono le persone, non la politica. Ascolta Luca, tu sei assessore al sociale a Napoli, cos'è che ti preoccupa di più? Perché veramente la povertà anche qua da noi ha dei numeri impressionanti, sta salendo i numeri incredibili, si aprono sempre di più banchi alimentari, oggi è la colletta alimentare, c'è farmacia per i bambini che è partita ieri. Cosa vuoi dire Luca? Cos'è che ti preoccupa di più come Quello assessorato? che hai detto, siamo sicuramente in un momento di grande povertà. Soprattutto le famiglie non riescono ad andare avanti, a pagare le bollette, a portare un piatto a tavola. Pensa che noi a Napoli abbiamo più di 1000 sfratti esecutivi da dover adempiere, ma non lo faremo, non potremmo mai farlo perché significa mettere in strada almeno 4-5 mila persone. Quindi sicuramente la povertà oggi è un tema che abbraccia tutte le città italiane e che bisogna tenere sott'occhio perché ci porterà ad una società sempre più fragile. Allora Luca ti ringrazio, ti lascio portare Alba a questa festa perché sarà là che scalpita, ma io ti pregherei di mandarmi anche qualche video, perché sai, sono molto importanti i video, come all'inizio che tu mandavi, che la gente riesca a capire che alla fine vince l'amore, è l'amore che deve vincere, non la parte politica, è il bene del prossimo che deve vincere. Grazie veramente Luca, un grande abbraccio a te, Alba. Grazie, ciao. Grazie, ciao Alba, ciao. Allora andiamo a vedere sempre questo bellissimo festival del cinema Edera a Treviso e poi lo commentiamo con Giuliana Fantoni. La novità di questa quinta edizione è l'introduzione della sezione Focus Nord-Est dedicata a registi del territorio, quindi accanto all'identità internazionale con cui è nato l'Edera Film Festival, quest'anno ci sarà una forte identità locale. Perché nel corso di queste passate edizioni abbiamo scoperto casualmente tanti talenti del nostro territorio e ci sembrava giusto valorizzarli. Una contaminazione tra arte e territori alla ricerca dei talenti. Questo è l'obiettivo dell'Edera Film Festival che torna tra il 2 e il 5 di agosto. Oltre 40 film in lizza realizzati rigorosamente da registi under 35, cortometraggi, documentari, lungometraggi nelle categorie tradizionali, cui si aggiunge per l'appunto il Focus Nord-Est. Tra i premi speciali ce ne sarà uno contro ogni razzismo. Il nostro premio si chiama Celebrating Life perché è un premio che sostanzialmente evidenzia quel film che ha trattato il tema dell'inclusione, della lotta al razzismo in modo molto più profondo e per noi è un motivo d'orgoglio. Cinema che a Treviso continua a esistere e resistere, a ribadirlo il titolare dell'Edera, per tutti Mister Cinema. Il cinema in questo momento sta andando molto bene, abbiamo un film straordinario che è stato girato qui a Treviso, I ragazzi di carta, che piace moltissimo e sta andando molto bene, e anche Barbie sta andando molto bene, che è un film che molti sottovalutano, forse pensando al titolo, ma che è un'esplorazione del mondo femminile e di tutto il percorso che le donne da casalinghe in avanti hanno fatto e che debbono ancora completare. E per un festival in partenza c'è un traguardo all'orizzonte. È un ulteriore tassello verso quella candidatura a capitale della cultura italiana del 2026 che ha bisogno di tutti questi elementi. E abbiamo in linea Fabio. Ciao Fabio. Ciao Mirella, saluto a tutti. Se posso dire la mia, volevo dire questo, che prima di tutto su tutti i TG che trasmettono dei due ragazzi che sono spariti, non sono riuscito mai a vedere la targa della macchina, che sarebbe importante che venisse divulgata questa targa, perché di punto nere ce n'è diverse, voglio dire, e non vengono... Non la vedo. No, è stata fatta vedere, ma poco, hai ragione tu, no, è stata fatta vedere,
ma non molto, come dici tu, sarebbe importante. Dovrebbero ogni volta che parlano mettere la targa, perché io non sono riuscito mai a vederla. Poi volevo dire una cosa, Mirella, per il discorso dei bambini, no? Sì. Io vi avevo già detto queste cose. Secondo me i ragazzi di oggi vengono su praticamente scuola 8 ore, asilo 8 ore. I genitori non li vedono mai, li vedono la sera un po' a cena e basta. E non c'è dialogo. Io vedo anche il mio nipotino, poveretto, che arrivano a casa la sera alle 9, i genitori mangiano e dopo vanno a letto. Quindi non hanno neanche tempo di parlare, capisci? Quindi secondo me questo fatto che i bambini facciano 8 ore di scuola sono troppe. Poi anche in prima elementare ha già 5-6 maestri, italiano, storia, questo, quell'altro. Cioè, mi sembra esagerata a me questa cosa qui, perché dopo un bambino vive solo a scuola in pratica e basta. Volevo dire questo, insomma. Hai fatto bene, mi ricordo anche di queste parole che hai già detto. Qualcuno, sai, che poi ha risposto, Fabio, piuttosto che siano in giro, meglio che stiano a scuola, piuttosto che stiano a casa da soli, non controllati, meglio che stiano a scuola, che non si studia solo, ma si fanno anche altre attività. Poi bisogna vedere da scuola a scuola, da ragazzo a ragazzo, da famiglia a famiglia, perché io, Fabio, sai, penso che non è la quantità del tempo, è la qualità del tempo che tu dedichi ai tuoi figli. È quello importante, la qualità del tempo, cosa dici ai tuoi figli, di cosa si parla. Allora sentiamo anche Giuliana Fantoni, dopo aver visto questo bellissimo festival che è molto importante, soprattutto l'accoglienza, il calore, come ha detto Luca Trapanese. Penso, Giuliana, che anche tu alla fine col tuo papà che abbiamo sentito e tua mamma abbiamo centrato l'obiettivo, era quello che volevamo fare. Prego. L'accoglienza è fondamentale, perché oggi il tema è anche, una delle cose di cui si parla è il rinnovamento della sala, no? Ci sono molte strutture che hanno puntato sul rinnovamento tecnologico, molte hanno puntato sul comfort ambientale. Ci sono delle bellissime sedie, il film si vede con una grandissima comodità e ammiro chi ha fatto questi investimenti, ma sono profondamente convinta che il segreto è quello di dare al pubblico l'accoglienza giusta e appassionarli al contenuto, cioè non dobbiamo puntare troppo alla forma, ma arrivare alla sostanza delle cose, e questo settore guarirà se il pubblico avrà voglia di vedere i film con costanza, quindi frequentando appunto di più i cinema, perché altrimenti se puntiamo soltanto sull'effetto, diciamo, sonoro, ecco, sulla magnificenza tecnologica, una volta che sono passati Oppenheimer e questi film di grandi effetti spettacolari, poi le persone non trovano un vero motivo per andare in sala. E invece la cosa su cui dobbiamo puntare è avere un pubblico attento, che ha fame di cinema, che ha fame di contenuti, che questo secondo me è veramente la direzione nella quale deve andare il cinema. Il profumo della sala come una volta, il profumo di entrare nella sala cinematografica, ma soprattutto sentire il calore quando entri, è una sala che ti accoglie, non è fredda, è questo il palco, proprio queste persone quando si siedono, le poltrone, tutto. È come la Fenice quando sono entrata, ecco, questi palchi, questi loggioni, quello è il teatro, quella è la sala cinematografica. Anzi, sentiamo subito Mirka da Rovigo, se no mi cade la linea. Vai Mirka. Sì, buongiorno Mirella. Buongiorno. Allora, non so se c'entra con l'argomento che state parlando, però è una cosa importante.
Niente, io purtroppo invalido in casa e il giorno 13 purtroppo ci buttano fuori di casa perché è andata nella casa di una l'asta e il giudice cerca le proroghe, però purtroppo casi non riusciamo a trovarne. Ha capito qua, lo dico con la scusa del mio compagno invalido e serve una casa insomma un po' particolare per il mio compagno. Allora Mirka, lascia il tuo numero di telefono che poi sentirò lunedì il sindaco, perché oggi non riesco a trovarlo, perché il sabato è difficile, il sabato fare il contatto, e vedremo com'è la situazione, sentire tutte e due le campane come faccio sempre. Però Mirka, la tua telefonata rispecchia quello che ha detto Luca Trapanese. Abbiamo tanti di quegli sfratti che non riusciremo a dare risposta, perciò vedete che l'Italia ce n'è una sola, perché i problemi che abbiamo noi al nord ce li hanno al sud, ce li hanno a est, ce li hanno a ovest, però è giusto anche dare delle risposte, specialmente se ci sono delle invalidità e delle fragilità. Perciò ci sentiremo lunedì, Mirka, sentirò anche il sindaco di Rovigo che conosco, poi è stato anche ospite diverse volte, per vedere cosa sta succedendo. Detto questo, io vorrei anche capire però un qualcosa che forse, stavo finendo prima il discorso, teatro, la sala cinematografica come una volta, il cinema, il vecchio cinema, ma ieri l'ho provato a Ricatti quando sono entrata a questa scuola meravigliosa, 100 anni, abbiamo avuto la dirigente proprio in settimana ospite, il profumo dell'aula magna, il profumo quando entri a vedere i bidelli, questo profumo proprio di scuola, che lo senti solo là. Questa accoglienza, per carità, ci vorrà anche la ristrutturazione, sono perfettamente d'accordo, ma la scuola deve essere la scuola, le aule devono essere le aule, queste aule grandi, alte, altissime, i banchi, sentivi proprio il profumo, rivivevi la tua scuola, ma siamo nel 2023, poi ho guardato i ragazzi, ma eravamo noi così. Non è che si è cambiato chissà cosa, loro hanno una cosa diversa che li sta distruggendo, i social. Noi non avevamo i social, ma i bulli c'erano. Ma chi è che non si ricorda le liti, le squadre? C'era tutto quello che c'è adesso, il vestirsi. Solo che a casa qualcuno ti guardava e ti diceva guarda che ti fora, così non te va mia, cambiati immediatamente. C'era qualcuno che ti osservava. Adesso questi ragazzi non solo osservati, ma anche stimolati a vestirsi così, perché è la famiglia che in quel momento appare. Ma è questa la famiglia che vogliamo? Oppure una famiglia romina con valori, con regole, con disciplina? Quello che ci vuole per crescere nella maniera giusta, perché stiamo parlando di 12enni, 13enni, 14enni. Io sono d'accordo con te, dobbiamo creare la famiglia, tra virgolette, come diceva prima, quella di una volta del dialogo, perché come ti ho detto, io vedo molte volte quando succede qualcosa, una volta, io dico sempre, non è che noi non abbiamo bevuto, adesso non facciamo i santarellini, non è che noi non ci siamo fumati un spinello o qualcosa, solo che non c'era il telefonino che ti facevi il selfie, non c'era il social, non ti facevi vedere figo perché avevi bevuto questo e quest'altro. Allora, io sono d'accordo, come diceva prima, e scusa, mi attacco un attimo con la signora Giuliana perché è una cosa che mi ha colpito molto. Sensibilizzazione, come faccio anch'io con le associazioni, sensibilizzazione, e tu hai parlato di scuola, hai parlato di famiglia. Bene, siamo noi sia scuola sia famiglia ad accompagnare i nostri ragazzi a vedere il cinema. Mettiamolo anche all'interno delle scuole, che c'è questa sensibilizzazione col vigile, con questo, ma abbiamo capito che non serve più a niente? Forse se portiamo i ragazzi, perdiamo un'ora di educazione, che ti posso dire motoria o italiano, andiamo forse a vedere la realtà al cinema e cominciamo a fargli apprezzare queste cose, non spiegandogli così, forse vedendo e tastando la realtà e capendo tramite quel video, tramite stare seduti, tramite l'atmosfera, il parlare, è una cosa molto importante, quello che qua adesso non c'è più. Sentiamo anche Giuliana Fantoni come commenta sia le mie parole che quelle di Romina, prego.
Sì, io sto cercando moltissimo la complicità degli insegnanti in questo senso e devo dire che c'è molta collaborazione da parte loro. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro con Io Capitano di Matteo Garrone. Adesso è partito il lavoro con Paola Cortellesi e i ragazzi attraverso i film vengono portati a pensare alle tematiche importanti e il cinema è uno strumento che gli è affine, quindi è assolutamente troppo poco sfruttato ancora, però c'è molto da fare, però stiamo sentendo che i professori ci seguono, insomma, in questo tipo di proposte. E adesso, a proposito di questo, vi volevo dire, visto che si parla appunto di questioni legate al territorio, criticità nostre, abbiamo la prossima settimana il film 100 Domeniche di Albanese, che probabilmente verrà anche a presentarlo da noi, e parla appunto della crisi delle banche venete. E poi sempre sviluppando la tematica iniziata dal film della Cortellesi, ma quella della violenza sulle donne, abbiamo Il popolo delle donne, viene il regista Yurian Karani a presentarlo da noi il 6 di dicembre, anche quello sarà un bellissimo momento di riflessione. Perché ce n'è bisogno veramente, Giuliana, di riflettere specialmente dalla parte politica, perché devono prendere delle decisioni importanti, così non si può andare avanti. Guardate che stiamo vivendo degli incubi nel vero senso della parola. Abbiamo Marzio da Verona, chiamate da tutta Italia stamattina, Napoli. Verona, vai Marzio. Niente, volevo dire la mia. Prego, prego. Io non sono colto, ho fatto la terza media, ho fatto l'artigiano una vita. Per me... Parla pure. Vediamo se riusciamo a riprendere, dico il nostro regista Francesco Ceron, se riesce a riprendere la telefonata di Marzio che voleva esporla, ma soprattutto io penso, Giuliana Fantoni, che con la tua famiglia state facendo un lavoro che dovremmo ringraziarvi, perché state cercando l'obiettivo proprio nelle fragilità. Cos'è in questo momento la fragilità? Le donne? I bambini, i diversamente giovani, come li chiamo io, che sono gli anziani. Tu sai che ho cercato in tutte le maniere di dire anche ai direttori dell'RSA del pomeriggio di portare queste creature meravigliose che sono i nostri diversamente giovani, che diventeremo anche noi, perciò io avrei tanto piacere di andare a vedermi un bel film, a gustarmi il teatro, perché si fa poco. Io, Giuliana, penso che ne ho portato via 200 alla fine di settembre, li ho portati in piazza San Marco a vedere i musei civici, alla Fenice, ecco, erano 200 tra fragilità, di tutte le fragilità, e ti posso dire che è stata una giornata meravigliosa di un'attenzione, di un'educazione, proprio di un rispetto che è una cosa incredibile. Forse tutti quanti dobbiamo aprire più le porte, Romina. Abbiamo Marzio, ha ripreso la linea. Vai Marzio! Sì, no, niente, volevo solo dire una cosa. A noi, per me, io ho fatto la terza media, ho fatto l'artigiano una vita, non è che la sappia è tanto lunga. Per me la rovina all'Italia è stata l'euro. Da quando siamo entrati nell'euro, nel 2000 avevamo 1.000 miliardi di debito, adesso siamo quasi 3.000 miliardi di debito. Non so che vantaggi che ha portato, io faccio parte del ceto medio, non medio-basso, ho fatto l'artigiano, avrei richiesta di lavoro ancora oggi, stanno rovinando tutto, artigianato, tutto quello che è possibile. Per me siamo su una brutta strada, se non usciamo dall'euro per me siamo finiti. Guarda Marzio, grazie per la telefonata, è tanto che io dico che purtroppo specialmente gli artigiani, che erano i nostri creativi invidiati da tutto il mondo, li hanno azzerati o quasi. Ecco, era quella la linfa vitale che avevamo, che abbiamo, perché la creatività dell'artigiano ce l'abbiamo noi nel nostro DNA, fortunatamente, e sono stati abbandonati. Tantissimi hanno chiuso, non riapriranno più. Ecco, le nuove leve dicono che non vogliono fare queste cose, ma io non sono proprio convinta e che nessuno vuole capire che forse bisogna andarli a prendere per mano e insegnargli anche questi giochi meravigliosi che è il mondo dell'artigianato. Grazie Marzio. Allora, siccome ho forato Romina, come ci lasci
lasci, cosa vuoi dire? Niente, io ti ringrazio e spero che quello che sta facendo la signora Giuliana possa trasmetterlo anche dalle nostre parti, perché dalle nostre parti queste cose non ci sono. E io sono concorde che quali cose, ad esempio? Il cinema, coinvolgere i giovani, noi non ce li abbiamo. Facciamo teatro, ma le facciamo teatro per le persone di una certa età. Facciamo questo per persone di una certa età. Sì, ma noi dici nel tuo territorio? Nel mio territorio, ecco, tu lo sai perché, che io non ci giro attorno, nel mio territorio e anche nei dintorni. Se può, a me piacerebbe incontrarla e magari ci mettiamo d'accordo e cercare di comunicare anche nel nostro territorio, perché inutile chiudere, dopo diciamo che i nostri giovani sono sulla strada. Ma guarda che il Cinema Eder è a Treviso e non è che siamo lontani chilometri e chilometri. Amore mio, noi siamo anche, i ragazzi ci sono, ieri sono San Donato. Ma le scuole che girano. Ma le scuole che girano non girano perché... Sentiamo Giuliana come commenta, perché devo anche chiudere, vai Giuliana. Le scuole non girano. Volentieri, volentieri, più facciamo rete meglio è. Perfetto, meglio di così, guarda, è un'altra porta che si apre e quello che dicevo io invece, Giuliana Fantoni, di portare anche diversamente giovani, creare il nuovo cineforum ad esempio, che una volta è il sabato, invece che andare a picchiarsi magari nelle piazze, venire magari al cinema a vedere questi meravigliosi film che hai elencato, ritornare a fare il cineforum. Cosa dici Giuliana? Sì, questo assolutamente, e intanto abbiamo iniziato da quest'anno proprio per venire incontro alle persone di una certa età che si muovono con più difficoltà quando è buio. Abbiamo deciso di aprire di fare uno spettacolo in più al pomeriggio, quindi verso le 4, 3:30 anche, e adesso tutte le domeniche mattine facciamo il mattinè. E tante signore appunto decidono... Ma le RSA arrivano, Giuliana Fantoni, arrivano le RSA? Non ancora. Quello mi piace. Lunedì chiamo il direttore Pavan, che c'è questa opportunità. No, lo chiamo sicuramente, lo chiamo perché devono venire al Cinema Eder, assolutamente. Grazie alla famiglia Fantoni, perché ringrazio tutta la famiglia Fantoni con Giuliana, che è stata questa mattina ospite nostra, che ci ha un po' anche illuminato. Non siate pigri, uscite, guardate che opportunità abbiamo qui a 2 passi da casa, perciò uscite, frequentate e divertitevi. Grazie a Romina per le battaglie che fa, ne parleremo anche nella seconda parte. Questa donna, questa mamma, questa associazione che sta cercando anche lei di dargli il proprio contributo. Pubblicità. Allora, questo libro, Il dono rubato, di Paola Conte, mi è arrivato per posta l'altro giorno e mi fa una dedica, mi scrive: cara Mirella, ricordo il nostro primo incontro alla Fiaccolata a Treviso ed ero onorata di conoscere la paladina della sicurezza stradale. Grazie per il tuo sostegno, il tuo incoraggiamento continuo, sei una grande donna Mirella. Grazie per quello che continui a fare ogni giorno, grazie per dare voce a chi voce non ha. Ti voglio bene, Paola. Allora, Paola Conte con la Mirella hanno fatto delle battaglie incredibili quando nessuno parlava di sicurezza stradale. Questo lo voglio dire perché è la storia vera. Sono io che sono stata onorata di conoscere Paola nel momento che lei aveva capito che nessuno si sarebbe mosso, che si sarebbe rimboccato le maniche per cercare di dare risposte a queste strade pericolose, a questi bambini che escono, ciao mamma, per fare un giro in bicicletta, come il suo, e non tornano più. Paola ha fatto della sua vita una battaglia, le battaglie che ha condotto per vincere una guerra che non finisce mai, che qualcuno non vuole ascoltare perché ci sono le armi chimiche, ma ci sono anche altri strumenti per fare la guerra che mettono nelle mani dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, delle nostre persone, senza rendersi conto che sono delle bombe a orologeria e quando scoppiano, scoppiano.
Paola scrive in questo libro bellissimo Il dono rubato. Cosa accade quando il dono più grande, quello di un figlio, viene improvvisamente portato via da un evento drammatico? Lo racconta attraverso lo scorrere dei giorni del diario e il suo impegno per mettere fine alla strage stradale. Spera Paola che il suo racconto possa suscitare interesse verso un argomento che i più, forse per scaramanzia, non vogliono affrontare, e si augura che la sua storia possa dare speranza a chi fatica a risalire dal baratro. Quello dell'autrice non vuole essere l'esempio, ma un esempio di come si possa trasformare il dolore in qualcosa di positivo, di come sia possibile tornare a vivere attraverso un cammino non facile, con tempi e modalità diversi ma realizzabile, con la certezza che arriverà sempre qualcosa di buono e di bello. Allora, grazie Paola Conte di essere qui con noi questa mattina per parlare di sicurezza stradale, per parlare dell'importanza della sicurezza che dovremmo avere tutti noi quando usciamo di casa. Invece tutti ci dimentichiamo, ci facciamo le nostre regole, usiamo quello che vogliamo usare, non usiamo quello che dovremmo usare, la testa, il buonsenso, il cervello. Saluto anche Patrizia Pisi, che è collegata con noi da Verona, vicepresidente nazionale Associazione Vittime Incidenti Stradali e Mala Sanità. Grazie anche a lei Pisi di essere qui con noi. Allora io partirei proprio da Paola. Paola, intanto ti ringrazio, però è giusto anche dirlo, perché noi ci siamo mosse, ma non siamo stati ascoltati. Io poi non vengo mai invitata da nessuna parte perché ho il coraggio di dire quello che vedo, quello che sento e quello che è stato fatto a spese nostre, sulla nostra pelle, promettendo soldi che non sono mai arrivati, che qualcun altro se li ha fregati, se li ha portati via, perché è la storia vera, perché voleva la visibilità e basta, e continuano con questa visibilità. La visibilità, non la sicurezza. Io la penso così. Paola, cosa vuoi dire? Complimenti per questo libro, prego. Grazie Mirella, ciao, buongiorno a tutti. Sì, questo è il fatto, cioè noi abbiamo bisogno assolutamente di finanziare la prevenzione, e appunto questi soldi vanno da altre parti, e quindi continueremo a chiedere, a farci presente, e che qua ci vuole una pianificazione a livello nazionale, una presa in carico di quella che è la strage stradale, perché di questo si parla, perché sembra un parolone, ma di questo si parla, e devono mettersi in testa che la devono affrontare con il rispetto e con l'urgenza che merita. Però Paola, l'urgenza e il rispetto, mi sembra che non ci siano nessuno delle due o poco. L'urgenza qual è? Di prendere posizione, di mettere delle sicurezze veramente anche legali, di legge, per far sì che veramente qualcuno si senta sicuro quando esce di casa. Non può essere che c'è l'omicidio stradale e nessuno va in galera, oppure uccide 2 persone se fanno 1 anno o 6 mesi e sono tanti. Non è possibile questi arresti domiciliari con persone che non torneranno più. Ecco, chiedo anche a Patrizia Pisi cosa ne pensa. Prego Patrizia. Allora, intanto ti ringrazio Mirella di invitarmi alla tua trasmissione, perché queste trasmissioni sono molto importanti, perché le nostre voci devono arrivare, come dici tu, molto in alto. Io sono 15 anni che mi batto per la sicurezza stradale, tu sai benissimo che io sono stata una fautrice dell'omicidio stradale, ma come dici tu, con tutte le battaglie, con tutto quello che abbiamo fatto, fiaccolate, di tutto e di più, vedi che oggi come oggi chi uccide sulla strada lo mettono agli arresti domiciliari. Quindi voglio dire, ma diamo un esempio, dai una scossa a queste persone che continuano a non rispettare le regole e continuano. Guarda, e io ti faccio un esempio, quest'estate è morto quel ragazzino in provincia di Verona di colore, Chris. Chi l'ha ucciso è andato via. È scappato via. Il giorno dopo l'hanno trovato al lavoro e gli hanno detto: ma lei lo sa che ha investito un ragazzo? No, aveva la macchina completamente distrutta, Mirella. E gli ha detto: ma no, pensavo di aver preso un animale.
Quindi voglio dire, cerchiamo di mettere delle sicurezze sulla strada, perché non possiamo arrivare a questo punto. Chi sbaglia deve pagare. Hai sbagliato, probabilmente era alterato, non si sa da cosa, perché andando via, però ha lasciato lì il ragazzino sulla strada. E questo ragazzino, se lui si fosse fermato e avesse prestato assistenza, sarebbe ancora qui con noi, Chris. Sono delle tragedie ogni giorno, sempre peggio, sono delle cose inarrabili, credimi, ma non stiamo facendo niente, perché oggi come oggi, domani è la giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. Tu sai, io sono la prima che io mi metto davanti alla chiesa del Cristo Lavoratore con le mie croci bianche, ma ogni anno ci sono sempre più famiglie che piangono un loro familiare. Abbiamo Luigi da Verona, Patrizia, perché sennò mi cade la linea, e poi continuiamo. Vai Luigi. Sì, buongiorno a tutti voi, buongiorno Mirella. Buongiorno. Qui abbiamo un tema questa mattina, giustamente, che non bastano 2 parole per farsi capire, perché bisognerebbe prendersi un'ora di tempo per affrontare questa tematica. Le parla uno che ha fatto qualcosa nella sua vita come 5 milioni di chilometri in giro per il mondo per attività e cose di questo tipo. Sì, che un po' di esperienza in questo campo, diciamo, me la sono fatta. Purtroppo, vede, qui abbiamo un problema che è gravissimo, perché è un problema culturale, purtroppo. Se noi vediamo il comportamento quando siamo anche davanti a un semaforo o un incrocio, quello che succede è una cosa indescrivibile, perché non fanno nemmeno attenzione, vogliono sorpassare la vettura perché precede, anche sapendo che più avanti a 50 metri c'è un semaforo e quel semaforo è rosso. Sicché fanno degli azzardi indescrivibili solamente per avere l'auspicio di passare davanti. Non guadagnano nessun tempo, non guadagnano nulla, tutto a rischio e tutto lasciato fare in questa maniera. Perché anche i controlli, purtroppo, avremo bisogno di un poliziotto ogni 100 metri, perché com'è possibile? È inaccettabile questo comportamento, sicché è necessario intervenire, sì, ma intervenire come fate voi egregiamente tutti i giorni, sensibilizzare, ma anche nelle scuole, dappertutto. Servono degli spot in modo da farli riflettere. Non è possibile andare avanti in questa maniera, perché quando siamo sulla strada siamo completamente a rischio. Manca assolutamente il rispetto tra le persone. C'è una cattiveria che è una cosa indescrivibile, sembra una giungla quando si mette in strada. E questo è il problema, la mancanza di rispetto e di responsabilità di tutti, purtroppo. E se devo sintetizzare, il problema poi alla fine che non si risolve, perché qui noi lo diciamo anche come movimento Indipendenza Veneta che bisogna assolutamente intervenire su queste cose. Non è possibile, perché la politica è lontana anni luce, non interessa niente a nessuno. Questa è la problematica, perché sa qual è, Mirella? Il problema è che toccare il tema sicurezza stradale non si guadagna soldi. Allora dove non si guadagna si lascia tutto andare così com'è. Purtroppo è una triste realtà, ma è così. Bisogna assolutamente continuamente sensibilizzare queste persone, quelli che devono rendersi conto che quando uno sale in macchina, oltre al telefonino, le distrazioni, di tutto quello che segue, perché adesso ci sono questi nuovi sistemi che controllano, però è un discorso culturale, perché non è possibile avere la patente il giorno dopo, è come essere andati a Luna Park, non è possibile, manca la responsabilità delle persone, purtroppo.
ma non ne vuole, ne parliamo magari un po' più a lungo. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie Luigi, guarda, io ne parlo sempre, lo sanno chi segue questa trasmissione, perché è giusto parlarne non solo quando ci sono le giornate importanti, ma anche dopo, prima e dopo. Qui invece siamo abituati, si fa quella giornata, si fa la fiaccolata, la camminata e poi si cala giù il sipario. Se non ci fossero invece queste associazioni che cercano in qualche maniera anche di farsi ascoltare dalla politica, ma dov'è l'ascolto? Dov'è il dopo ascolto? Dov'è? Perché questo vorrei capire, Patrizia. Il dopo ascolto è come le panchine per i femminicidi. Le panchine, ma se non ho il dopo panchina, io guardo la panchina e dopo dove vado? Prego, Patrizia. Tutto così, come hai detto tu, è esattamente quello che hai detto. Purtroppo non ci ascolta nessuno, perché è una tematica che viene troppo banalizzata. Gli incidenti stradali vengono banalizzati, ma non pensano che dietro a un lutto stradale c'è una famiglia che non ha più la sua qualità di vita, perché perde i riferimenti, perché non c'è più un compleanno, perché non c'è più un Natale. Adesso verrà Natale. Io a Natale vado via, Mirella, perché è troppo, si soffre troppo, e Paola Conte te lo può dire, perché qui abbiamo una signora stamattina che anche lei ha perso un figlio sulla strada. Ma siamo troppe famiglie. Nel 2022 abbiamo perso 3.153 persone, quindi sono famiglie. Cosa aspettano a darci una mano? Ci vorrebbe, come dice Luigi, un vigile ogni 100 metri. Bene, mettiamo più divise sulla strada, cerchiamo di vedere le persone che sbagliano, che hanno questo telefonino in mano, e gli diamo una multa, glielo togliamo sto telefonino. Adesso stiamo aspettando il codice della strada, che verrà chissà quando, perché ormai non si sa quando verrà il nuovo codice della strada. Speriamo che con il nuovo codice della strada ci siano delle regole più severe, perché qui ci vogliono delle regole più severe, ma coinvolgere molto le persone, perché è vero, è una questione di cultura, coinvolgere le persone a rispettare le regole della strada. Senti Paola, io volevo anche capire con te, visto che abbiamo fatto tante le battaglie assieme per trovarci quasi sempre con un pugno di mosche in mano, perché le macchine corrono sempre più forte, ecco, fanno delle infrastrutture che non servono e quelle che servono non le fanno, ma soprattutto anche ieri mi è capitata una cosa stranissima che capita poi a tutti voi, le cuffiette per la strada. Allora c'era questo ragazzo con le cuffie che non ha sentito arrivare il mio furgone, stavamo arrivando, stava andando sulle strisce pedonali ma non si capiva bene cosa volesse fare. Nel momento che ci siamo affiancati, abbiamo abbassato il finestrino, gli abbiamo detto: oh scusa, da che parte vai? Come vi permettete? Sono sulle strisce. Cioè, capite che siete fuori di testa, ci ha detto. No, ho detto, guarda che quello che sei fuori di testa sei tu, perché stai usando uno strumento che ti impedisce di sentire, ecco, quello che sta arrivando, che può essere un furgone o una macchina, e tu per un pelo non ci hai fatto fare un incidente stradale, perché sei al di fuori del mondo. È venuto fuori un putiferio, perché questo non riusciva a capire che era lui che aveva sbagliato. Ma come fai a girare per la strada con le cuffie e non renderti conto di quello che succede attorno? Ma capisci Paola e Patrizia che non possiamo continuare così? Chi è che vieta le cuffiette? Io sono stata imballata sulla pista ciclabile, mi è venuta completamente proprio contro una ragazza, pensate dal senso opposto, con le cuffiette. Lei in quel momento non era sulla pista ciclabile, chissà dov'era con la sua testa, ma io vado mai a pensare che questa mi imballa in pieno e non si è neanche fermata? Anche se ho gridato, non si è mica fermata. Cioè, capisci Paola, che cominciamo veramente a dire adesso cominciamo a battere i pugni forte e veramente siamo stanchi del vostro blaterare che non si conclude niente? Vai Paola. Patrizia, no, Patrizia sì, Patrizia e anche Mirella, cosa volete che vi dica? Abbiamo le mani legate perché, come dice anche Patrizia, loro ci sentono quando diciamo certe cose ma non ascoltano, e per cui non andiamo da nessuna parte se questi, perché cioè, noi abbiamo le mani legate, più di dire manca la percezione
manca la percezione di quello che capita, di quello che succede dopo, di quello che si soffre dopo, perché noi ci mettiamo sempre in primo piano per dire non vogliamo che a voi capiti quello che è successo a noi, perché noi ci stiamo battendo da anni su questo, nonostante il nostro dolore, perché non vogliamo, è talmente grande che non vogliamo capiti agli altri, ma nessuno lo capisce, non c'è la percezione del rischio. Ma è un discorso culturale che ancora una volta ti dico, cioè se non cominciamo dalla scuola, e abbiamo perso 30 anni, perché la legge per l'educazione stradale, lo so che la tiro sempre fuori, è di 30 anni fa e non è stata applicata, abbiamo perso 30 anni, adesso avremo dei genitori che hanno una certa cultura e quindi potremo avere molto meno morti sulle strade, perché avrebbero già una cultura insita. E abbiamo perso 30 anni, ma perché? Allora, guardiamo anche questo servizio, Paola. Pensa che era del 27 maggio del 2022, proposta di legge incedenti. Andiamo a sentire e poi commentiamo. Chi ha commesso il reato e oggi si trova agli arresti domiciliari, qualora crei una sorta di turbamento psichico o anche proprio di natura sociale in un territorio, gli vengono attribuiti gli arresti domiciliari, ove possibile, fuori dal comune oppure da una certa distanza da dove abitano le vittime. È questo il principio della modifica al codice di procedura penale presentato in municipio a Musile di Piave, evitare quindi che chi si è macchiato di un reato possa vivere accanto, seppur agli arresti domiciliari, alle vittime o ai loro familiari. A Musile è quello che capita ogni giorno, è qui che risiede buona parte dei familiari dei 4 angeli, i 4 ragazzi morti nel luglio 2019 nei pressi di Jesolo, ed è sempre qui che abita anche il giovane che li ha prima speronati in auto per poi darsi alla fuga. Condannato in secondo grado e in attesa della Cassazione, è agli arresti in casa. Romina Ceccato è la mamma coraggio che da 3 anni si batte per la sicurezza stradale. Noi l'abbiamo qua e vederlo ci fa male, e la ferita non si rimargina mai, cioè la ferita non si rimarginerà, ma sul senso metabolizzare, che si possa fare qualcosa. Un problema per la famiglia ma anche per la comunità, da qui il sostegno del sindaco al progetto di legge. Lo si vedeva ad esempio in terrazza a fumare piuttosto che conversare con la compagna sempre in terrazza, quindi una situazione che per chi ha subito una cosa del genere, che è la morte di un figlio, è una cosa inaccettabile. Non è facile a livello emozionale trasmettere questa sensazione, e quindi è giusto che venga in qualche modo quantomeno evitata la vista di questa persona, e credo che sia importantissima per le famiglie avere questo distacco quantomeno fisico con chi ha causato il dramma. Resta l'altro tema di fondo, quello della sicurezza stradale più in generale, fatto di repressione da un lato, informazione dall'altro. L'importanza della sicurezza, della cintura addirittura, perché ci sono persone adulte che vengono quotidianamente multate perché non indossano la cintura di sicurezza, quindi instillare, diciamo, la cultura della sicurezza sia per se stessi che per gli altri credo che sia un qualcosa che deve partire proprio da piccolini, quindi dalle scuole. Allora, Patrizia Pisi, come commentiamo questo servizio? È passato più di un anno, prego Patrizia. Allora Mirella, il problema è che l'omicidio stradale prevede che chi uccide sulla strada una persona viene arrestato, ma qui non arrestano nessuno. Per chi ha ragione? Io ho seguito Romina dal primo giorno, Romina è venuta, mi ha telefonato, ci siamo contattate, quindi io conosco tutto il percorso di Romina, ed effettivamente come fai una mamma che ha perso suo figlio e vede chi l'ha ucciso a casa, nella sua casa, che dorme nel suo letto con la sua vita? Sì, è vero, non potrà uscire di casa in quelle determinate ore, ma che pena è secondo te? Dimmi, una mamma una persona si deve mettere nei panni. Se fossi io, che mi succede una disgrazia del genere, accetterei questo. Dobbiamo tutti quanti
tutti impegnarci per avere più sicurezza sulle nostre strade, perché veramente è una guerra silenziosa e vengono banalizzate queste morti, Mirella, vedi? Viene banalizzato tutto e non troviamo il magistrato che applica la legge. C'è una legge, la devi applicare. Punto. Non ci sono tanti discorsi. Io sono così, cioè io sbaglio, pago. Invece qui sbagliano e chi paga è solo la vittima, perché la vittima avrà l'ergastolo del dolore tutta la vita andrà a trovare suo figlio al cimitero e comunque non dimentichiamoci che ci sono 15.000 feriti ogni anno sulle nostre strade, che è un costo sociale enorme. Ascolta Patrizia, Eppure... ma non pensi che forse è vero la velocità, ma che gira anche troppo alcol, superalcolici a nastro? Guardate che se voi andate all'interno di certe situazioni, non voglio tirarmi le ire di chissà chi, perciò parlerò molto in generale, ma voi tanto sapete dove vado a parare, cioè questi si fanno 4-5 drink, e nel drink c'è di tutto e di più. Per non parlare degli shot, voi magari diversamente giovani non sanno neanche cosa sono gli shot. Sono quei bicchierini grandi così che si bevono tutto d'un fiato, che sono micidiali, che fanno anche nelle feste di laurea a gara chi ne beve di più, perché questo succede naturalmente col consenso di genitori di tutti, perché partecipano a questi eventi e sono micidiali. Allora io vorrei farvi vedere questo cortometraggio che mi ha mandato il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo, per far capire che anche loro stanno cercando di parare il colpo, di cercare di dare dei messaggi importanti a questi ragazzi che sono confusi, ecco, perché non ci sono regole trasparenti e certe. Ognuno si fa le proprie regole in base all'età, la voglia che ha di fare, dove vuole andare, ognuno si fa le proprie regole. Andiamo a vedere questo cortometraggio, No Shot, No Shock. Allora, pronti per la seratona? Dai, andiamo. Godetevi la serata, ragazzi, e bevete responsabilmente. Mi vengo a vomitare. Fa uno schifo. Anche la tua maglia. No. Oddio, mi sono vomitato addosso. No, non posso restare così. Devo andare a casa. Vabbè, non mi sento bene. Vomiti anche te? Oh, ma che è? Mi gira tutto. Dai, stai seduto che ti passa. No, devo andare a casa. Sì, poi ti vedono così, sei finito.
Mio padre sta arrivando. Non dovevi scrivermi. Devo andare a casa. Ti ci metti anche te adesso? Marco se ne va. Lo viene a prendere il papino. Beh, ce ne andiamo a casa anche noi. Ma dai, ma è presto. Ti ho detto che devo andare a casa. Sì, ok. Finisco la birra, posso? Grazie. Robby, ce la fai a guidare? Sì, certo. Mio padre può accompagnare a casa anche voi. No, tranquillo, non sono mica ubriaco. Puoi venire con me se vuoi. Mio padre può accompagnarti a casa. No, vado con loro. Non voglio finire in punizione. Oh, stai bene? Sei ubriaco? Oh, quanto cavolo hai bevuto per ridurti così, Dovresti vergognarti. Non ti reggi in piedi. Ma che senso ha bere fino a sentirsi male, Lo so, ho fatto una cazzata. Almeno hai avuto il buon senso di chiamarmi per farti venire a prendere. Tu lo sai che cosa sarebbe potuto succedere, Oddio, è la macchina di Robby.
Abbiamo in linea Paola da Padova. Ciao Paola. Paola? Niente, è caduta la linea. Allora, io chiederei proprio, intanto ringrazio il comandante Andrea Gallo per questo cortometraggio che mi ha inviato, che ha voluto anche che voi lo vedeste. Ecco, adesso sentiamo cosa ne pensate. Parto proprio da Patrizia Pisi. Patrizia, cosa ne pensi? Allora, guarda, questo è un cortometraggio molto importante. Se permetti, io vorrei farmelo girare proprio per portarlo nelle scuole, perché io vado tanto nelle scuole, faccio vedere tanti video, ma probabilmente questo video ci sono i giovani, bisogna parlare dei giovani. Mirella, tu hai detto una grande cosa prima, ti ricordi quando si entrava nei cinema, che bello odore di cinema che c'era quell'atmosfera meravigliosa. Erano gli stessi tempi ma con modalità diverse. Io avevo dei genitori che mi dicevano: cosa fai questa sera? Quanta gente porti in macchina con te? Perché sei responsabile delle persone che porti in macchina con te. E poi ai nostri tempi c'era la Coca-Cola, non si beveva niente, non c'era niente, per fortuna non si beveva mai. La mia domanda è una provocazione: perché dobbiamo continuamente essere spettatori di tutti questi ragazzi che ci lasciano la loro vita sulla strada? Ci sono gli stati come l'Inghilterra, per farti un esempio, che loro si sballano più di noi, perché questo il verbo è sballarsi. Loro hanno in mente questo, escono, cominciano dall'aperitivo e finiscono in discoteca, quindi partiamo dalle 5-6 della sera per arrivare fino a mezzanotte, l'1 alle 2, che ci sono i sciottini, la birra, per forza sono ubriachi, per forza. Quindi voglio dire, si sballano forse di più di noi, ma hanno una mentalità diversa. Prendono il taxi, hanno il taxi. Io a Roma, a Salvini, a marzo, tu sai che sono stata da Salvini a marzo come associazione vittime della strada, e abbiamo chiesto questo, il taxi. Ministro, ci dia dei taxi che costino poco, che i ragazzi quando vengono fuori dalla discoteca possano dire: chiamo il taxi, con 5 euro vado a casa. Ma lo devono anche pagare, però non dobbiamo pagarlo noi, Patrizia. Se lo devono pagare loro le discoteche, non è che lo Stato che siamo noi deve pagare anche il taxi dopo che si sono bevuti magari 3-4 drink o 4 birre, e abbiamo gli anziani che non ce la fanno, no? Se lo pagano il taxi, tu vai a casa in taxi e te lo paghi. E te lo paghi. Sentiamo anche Paola cosa ne pensa. Vai Paola, anche del cortometraggio che lo trovo straordinario. Sì, molto bello, e anche io appunto chiedo se mi sia girato perché è molto importante. Ecco, questo dire bevi responsabilmente, anche no. Deve passare il messaggio che chi guida non deve bere, punto e basta. Perché quando uno ha bevuto non è in grado di capire se è lucido o meno. Quindi anche questi messaggi che girano sono scritti sulle bottiglie: bevi responsabilmente, proprio non c'entra niente. Se uno guida non deve bere, punto. È come il professor Tirelli ha detto: inutile che scrivete il fumo fa morire nei pacchetti di sigarette, visto che il fumo è aumentato, il consumo del tabacco è aumentato, e allora cosa scrivete? L'ha detto il professor Tirelli, questi sono i dati, ha detto, c'è questa scritta e i dati aumentano del fumo. Però Paola, quello che io volevo anche capire con te, forse proprio i messaggi che devono arrivare non sono solo ai giovani, sono anche ai genitori, alle famiglie. Noi continuiamo a parlare e dire vogliamo i giovani, ma dobbiamo parlare alle famiglie, perché poi tu sei, e anche Patrizia e anche Romina che ho avuto ospite prima di voi, siete le paladine di questo. Voi avete perso delle persone, i figli cari che non torneranno più. Voi avete perso una parte di voi stessa, perciò è anche la famiglia che viene colpita, che arriva per prima a vedere questo ragazzo, questa ragazza stesa con questi teli che avete visto. Cioè sono anche le famiglie che devono responsabilizzare questi ragazzi, come guidi, come porti la macchina, come vai, perché sennò se non c'è il dialogo non andiamo da nessuna parte. Allora abbiamo le leggi ma non le applichiamo, come ha detto benissimo, c'è l'omicidio stradale ma sono gli arresti domiciliari.
domiciliari dopo che hanno ucciso 1 o 2 persone, ma chi se ne frega, non fanno neanche le scuse. Però se non cominciamo anche a capire che bisogna fare anche i genitori seri, severi, perché sono bambini, sono ragazzini ancora, che non si rendono conto che hanno una bomba in mano, che non si possono bere 3-4 drink, 5 birre e che più gli shot, perché le inventano tutte. Ecco, sei ubriaco? No, ce la faccio benissimo a guidare, ma quelli che voi avete visto sul film sono quelli che abbiamo visto, che ho visto io, che ha visto Paola, che ha visto Patrizia. Quelli sono che trovi fuori alla notte e nessuno li ferma. Perché ha ragione Paola, se non facciamo tasso zero, non si va da nessuna parte. Tu non puoi guidare. Prego Paola e poi sentiamo Patrizia. E anche c'è da dire anche appunto di controllare un po' anche i locali, perché mi è capitato da poco tempo anche, e allora questi locali che così magari fanno delle offerte a pochi soldi, degli spritz, dei cocktail eccetera, questo incentiva i ragazzi ad andare appunto e a bere più del dovuto. Allora ci sono anche dei controlli e quando vedono questi atteggiamenti, i locali vanno chiusi, perché questo è incentivo a bere, incentivo a provocare queste morti. Quindi ci sono responsabilità diverse, ognuno deve prendersi la propria responsabilità, come genitori, come figli, come esercenti, la politica. Invece ognuno si guarda dietro all'altro per dire, beh, ma io faccio così, ma quello non fa colà. No, ma tutti insieme, per quello che ti dico, deve esserci una pianificazione a livello nazionale. Sì, ma non c'è Paola, non c'è. Non c'è, perché non vogliono mettere il dito nella piaga, perché devono dare delle risposte, devono investire. Hai capito che non vogliono fare questo? Luciano da Desenzano, vai Luciano. Mirella, ciao, buongiorno a tutti, a tutte le signore. Io dico la mia, Mirella, è da 58 anni che ho le patenti e devo dire che purtroppo non è sempre il bere, perché io a 200 metri da casa, Mirella, ho una rotonda e la sera coi fari accesi quelli che vengono da destra dovrebbero fermarsi, ti tagliano completamente la strada alle 6-7 di sera. Qualche giorno fa, Mirella, sempre questa rotonda, vedo che arriva una signora in bicicletta da destra. Per fortuna che andava piano e me lo sono trovato davanti alla macchina. Terza cosa, un figlio 25enne di un amico, di un compagno di lavoro, è andato in discoteca col suo amico e a 20 km dalla discoteca, a 10 km da casa, contro la pianta, ma non beveva neanche un goccio di vino, di niente questo ragazzo. Troppo tardi, alle 2-3 di notte, io prima di sposarmi a 26 anni non sono mai andato a casa con i miei amici dopo le 23 di sera. È troppo stanchi, troppo... l'ultima, quelli che bisogna dire, Mirella, che me l'hanno fatto anche a me i pedoni, vanno nella stessa direzione e si buttano sulle strisce senza guardare, senza fermarsi un momento. Io in bicicletta o a piedi mi fermo e guardo se la macchina che sta arrivando si rallenta. Ti saluto Mirella, vi saluto, buongiorno a tutti. Grazie Luciano delle tue riflessioni. Sentiamo anche Patrizia Pisi come commenta. Prego Patrizia. Ma sì Mirella, c'è una maleducazione sulla strada impressionante. Sembra che siamo nella giungla, che non ci siano più regole, ognuno fa quello che vuole, non rispettano più gli stop, non rispettano più niente e soprattutto ha ragione. Perché questo signore che ha chiamato, Luigi, ha ragione, anch'io mi trovo dei pedoni che hanno loro il diritto di passare immediatamente, non è che guardano se arriva la macchina. Io per fortuna vado piano, perché sono sincera, vado piano in macchina, ma non da quello che mi è successo, sono sempre stata così. Per fortuna, perché sennò non so quanti sì, ne avrei vedi, investiti. Paola, il problema, scusa Patrizia, il problema non è che io vado piano, è l'altro che incontro che può correre una velocità incredibile
e io non ce la faccio a salvarmi. È quello il problema, perché la velocità è un optional. Ma cosa vuoi? Guarda che le sento io a 30 all'ora, ma sono fuori di testa. Ma come fai ad andare a 30 all'ora? I 10 non ne parliamo, tabù assoluto. Ma se li metteranno ci sarà un motivo, ci sarà un perché metteranno questi limiti di velocità veramente che sarebbero utili per tutti. Non si può, magari dove, come diceva la telefonata di prima, sorpassa per arrivare al semaforo rosso che ha visto che era rosso per fare 2 metri in più. Capisce che proprio guidare è diventato un optional, mi faccio le mie regole, faccio quello che voglio, tanto chi se ne frega. Prego Patrizia. Esatto, hai detto giustissimo. È proprio così, ma chi se ne frega? Perché non si rispettano più le regole sulla strada? Non c'è niente da fare, anche il pedone. Stai attraversando la strada, ci sono le macchine. Una volta si diceva aspetta che guardo, perché non si sa mai, ma non c'erano tutte queste regole, Mirella. Però ognuno di noi stava attento a quello che faceva. Voglio dire, cerchiamo di essere concentrati, vedi anche a te la ragazza con le cuffie, ma non si fa così, la strada è importante, la strada ci sono camion, ci sono macchine, ci sono biciclette, ognuno ha il diritto di andare sulla strada. La strada deve essere felicità, deve essere incontri, deve essere viaggi, dobbiamo essere più tutelati. Io non so, guarda, dobbiamo veramente impegnarci tutti a rispettare quelle regole della strada. Se tutti noi ci impegniamo a rispettare le regole sulla strada, non ci saranno più tutte queste cose. Però, come dici tu, ma dove sono i genitori? Ma dove sono questi genitori? Questi genitori che vedono gli amici dei loro figli morire per un incidente stradale, ma non dicono niente ai loro figli. Io nelle scuole dico, ragazzi, non montate sugli amici che siete arrivati e magari li vedete ubriachi o avete visto quanto hanno bevuto. Chiamate i genitori. Chiamate i genitori. Allora Patrizia, andiamo a vedere, era il 2020 che è stato fatto questo servizio, giornata vittime della strada dell'associazione Alba Romina Ceccato, e poi ti dico perché faccio vedere questo servizio, ne parliamo anche con Paola Conta. Allora andiamo a vedere il servizio. Illumina quanti si preoccupano a difesa della vita nel ridurre gli incidenti stradali e la loro potenza distruttiva. Nella giornata mondiale dedicata alla piaga degli incidenti, la preghiera per le vittime della strada, letta da Romina Ceccato, mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 ragazzi morti a Jesolo il 14 luglio del 2019. Nella chiesa di Musile di Piave, l'associazione da lei fondata, Alba Luci sulla Buona Strada, ha voluto fortemente una messa e la partecipazione di sindaci del territorio, sia del trevigiano che del veneziano. La presenza qui di questi sindaci e anche di Treviso per me è una cosa meravigliosa. Questo significa collaborazione, significa che stiamo unendo le nostre forze ed è la cosa più bella. Questo deve passare, però non voglio che finisca qua. Questa mamma che con tenacia nel portare la sua testimonianza ci sollecita quotidianamente perché altre vite non siano da perdere nelle strade. Bisogna sensibilizzare i giovani ad una guida prudente sicuramente, ma anche sensibilizzare le istituzioni a fare in modo che le strade vengano messe in sicurezza e che si possa evitare il più possibile questi tragici incidenti. Il modo migliore per onorare la memoria è prendersi degli impegni ed è per questo che come conferenza dei sindaci del Veneto Orientale ho proposto che il prossimo anno sia proprio dedicato a un master plan della mobilità, della viabilità e anche e soprattutto per individuare quei punti critici della sicurezza stradale che devono essere assolutamente risolti. E sono contento che sia stata data adesione da parte di tutti i sindaci di questo tema che purtroppo ci vede pagare ogni anno un grandissimo tributo di vittime. Allora io chiederei proprio sia a Patrizia Pisi che a Paola Conte di lasciarci con un ultimo appello. Domani giornata importante, ma non solo domani, dobbiamo coinvolgere la comunità. Ecco, la società deve capire che tutti quanti dobbiamo fare e mettere un passo indietro e mettere la goccia nel famoso oceano, perché c'è un oceano di morti ormai. Prego Patrizia. Domani noi saremo a Verona davanti alla chiesa del Gesù Divino Lavoratore in Borgo Roma
con le nostre croci bianche e onoreremo tutte le vittime della strada, ma sarà un momento di riflessione proprio per sensibilizzare le istituzioni, ma soprattutto i cittadini. È un momento dove noi, come vittime della strada, cerchiamo di sensibilizzare la gente a dire: guarda cosa succede sulle nostre strade. Quindi domani sarà un momento molto importante, ma non solo noi di Verona, ma tutta l'Italia domani onorerà la giornata in memoria delle vittime della strada. Allora ringrazio Patrizia Pisi, vicepresidente Associazione Vittime Incidenti Stradali e Mala Sanità. Grazie Patrizia, poi avrò nella prossima parte il comandante Andrea Gallo, chiederò se è possibile appunto girarvi questo importante cortometraggio che è stato visto prima. Paola Conte, che appello vuoi fare, come ci saluti? Allora noi intanto anticipiamo la giornata. Guardiamo che libro per cortesia, è la copertina del libro, dico alla regia di Paola Conte, Il dono rubato purtroppo. Prego, noi anticipiamo la giornata con una fiaccolata oggi a Castelfranco, questa sera a Castelfranco, ma come diciamo sempre ricordare però per cambiare atteggiamento, per essere responsabili noi e per fare in modo che gli altri ci aiutino in questa responsabilità. Ecco, io ti ringrazio Mirella anche per appunto aver presentato il mio libro, spero possa essere un messaggio anche questo da portare avanti, ti ringrazio tanto. Grazie a te invece Paola per essere sempre in prima linea, tu sì che ci hai messo sempre la faccia, sei stata una delle prime, purtroppo sempre poco ascoltata a mio avviso, con tutte le ottime proposte che hai sempre cercato di fare. Grazie a Paola Conte e a Patrizia Pisi, pubblicità. Vi presento altri graditissimi ospiti, abbiamo in presenza veramente, grazie al comandante Andrea Gallo, Polizia Locale di Treviso. Grazie comandante, complimenti per quello che ha cercato di trasmettere e di fare con questo cortometraggio molto importante, che anzi le ospiti che ho avuto sia Paola Conte che Patrizia Pisi mi hanno chiesto se possono, se glielo può girare per andare nelle scuole con questo cortometraggio. Molto volentieri, molto grazie volentieri. Comandante, saluto anche Daniele Cenedesi Alpino che oggi aiuterà Mirella nella colletta alimentare che viene fatta oggi dagli alpini, dai volontari nei supermercati, perciò io oggi avrò il supporto degli alpini con Daniele Cenedese, con i miei volontari, con gli scout. Noi siamo a Roncade per chi ci vuole bene, ecco, come associazione, come aiuto al Banco Alimentare di Verona, quello nazionale, ecco, ci sarà anche questo supporto. E saluto anche Adele Biondani, ecco, che si collegherà tra poco con noi, che è presidente del Banco Alimentare del Veneto. Allora comandante, io chiederei, scusate ma è talmente importante questo cortometraggio che lo vorrei rivedere assieme al comandante Andrea Gallo. Andiamo a vedere il cortometraggio. Allora pronti per la seratona? Dai, andiamo! Godetevi la serata ragazzi e bevete responsabilmente. Mi vengo a guardare.
la tua maglia. No! Oddio, mi sono vomitato addosso. No, non posso restare così. Devo andare a casa. Robby, non mi sento bene. Vomiti anche te? Oh, ma che è? Mi gira tutto. Dai, stai seduto che ti passa. No, devo andare a casa. Sì, poi ti vedono così, sei finito. Mio padre sta arrivando. Quando avevi scritto? Devo andare a casa. Ti ci metti anche te adesso? Marco se ne va. Lo viene a prendere il papino. Beh, ce ne andiamo a casa anche noi. Ma dai, ma è presto. Ti ho detto che devo andare a casa. Sì, ok. Finisco la birra, posso? Grazie. Robby, ce la fai a guidare? Sì, certo. Mio padre può accompagnare a casa anche voi. No, tranquillo, non sono mica ubriaco. Puoi venire con me se vuoi. Mio padre vuole accompagnarti a casa. No, vado con loro. Non voglio finire in punizione. Oh, stai bene? Su. Sei ubriaco? Oh, quanto cavolo hai bevuto per ridurti così, Dovresti vergognarti. Non ti reggi in piedi. Ma che senso ha bere fino a sentirsi male, Lo so, ho fatto una cazzata. Almeno hai avuto il buon senso di chiamarmi per farti venire a prendere. Tu lo sai che cosa sarebbe potuto succedere, Oddio, è la macchina di Robby.
Saluto anche Adele Biondani, Presidente Banco Alimentare del Veneto, che si è collegata con noi da Verona. Grazie Presidente, veramente grazie. Oggi giornata importante della colletta alimentare per aiutare questi banchi nazionali importanti che poi aiutano noi con queste distribuzioni delle derrate alimentari. Allora io inizierei proprio dal comandante Andrea Gallo, che ringrazio di essere qui, comandante della Polizia Locale di Treviso, per questo importante cortometraggio, che io spero di mandarlo sempre, continuamente, per far capire l'importanza di capire che non puoi guidare se hai bevuto, assolutamente, e che la famiglia, i genitori devono fare anche loro la loro parte. Prego comandante, perché siete arrivati a questo punto di capire che forse dovete andare nelle scuole, dovete parlare ai ragazzi e ai genitori proprio con queste anche realtà molto importanti, anche molto forti, perché ci sbatti veramente la faccia, qui fai vedere quello che veramente accade, e accade proprio lasciando nel dolore più enorme questi genitori che abbiamo sentito anche prima. Prego comandante. Sì, il cortometraggio nasce da un concorso che abbiamo svolto quest'anno ed è stato vinto con questo cortometraggio dall'Istituto Besta. È un cortometraggio comunque che è stato girato da professionisti, quindi sono tutti regista e troupe di professionisti, però è la rielaborazione di un cortometraggio fatto con un semplice telefonino dai ragazzi dell'Istituto Besta. Quindi è un concorso che ha coinvolto oltre 1 migliaio di ragazzi delle scuole superiori di Treviso e anche di Villorba, ed è nato un prodotto secondo me emozionante che lancia tantissimi messaggi: la responsabilità, il non bere, il non fumare prima di mettersi alla guida, il comprendere il rischio come il ragazzo che ha chiamato il genitore per farsi venire a prendere, oppure non aver compreso il rischio come quella ragazza che poi dalle immagini si vede che è deceduta, che per non rimanere fuori dal gruppo ha preferito il rischio e mettersi nella macchina con una persona che evidentemente era in stato di ebbrezza. Quindi una serie di messaggi che, come dice lei, speriamo di portarlo in tutte le scuole e vorremmo anche trasmetterlo ai cinema. Ho visto che prima c'era una vostra ospite, speriamo appunto che questo cortometraggio prima della proiezione di ogni film possa essere visto proprio per far maturare la consapevolezza del rischio, che purtroppo non c'è. Allora, comandante, penso che lei abbia detto una cosa giusta. Dobbiamo andare nelle scuole. Perché? Perché li troviamo là i ragazzi. Non è che li possiamo trovare chissà dove. E soprattutto io martedì ero al Mazzotti e quando ho sentito questa ragazza alla fine che ha parlato mi ha anche commosso. Infatti gli ho detto brava, sono stata l'unica ad applaudirla perché gli altri non condividevano quello che lei ha detto. Ha detto noi, e si rivolgeva ai docenti, siamo bravi ragazzi. Ognuno con la propria personalità, ognuno col proprio modo di vedere e di creare. Ascoltateci. Allora forse è proprio là che li dobbiamo ascoltare, mettendoli a confronto con queste realtà, perché sono gli stessi ragazzi, bravi ragazzi all'interno della scuola, esco, sono un'altra cosa, perché mi devo divertire. Molti addirittura dicono devo sballare. Ma cos'è lo sballo se poi metti a repentaglio la tua vita, quella dei tuoi amici cari, delle famiglie, perché poi vengono coinvolte le famiglie, perché là poi rimane il lutto vero, il lutto grande. Io ricordo sempre quel papà, proprio che ho conosciuto con i familiari vittime della strada, che ha detto io preparo sempre la tavola e metto sempre il posto col piatto, col bicchiere e spero sempre che quella porta si apri e vedere entrare mio figlio. Anni della perdita, però un dolore talmente grande che non si rimarginerà mai. Daniele Cenedese, ecco, tu alpino, tu che vivi le adunate, che vivi la massa, ecco, cosa vuoi dire vedendo questo cortometraggio, e ti ringrazio per questo supporto che ci stai dando oggi con i tuoi uomini per questa raccolta della colletta alimentare. Prego. Beh, l'ho detto anche altre volte qui in trasmissione, per me manca un po' quel discorso del servizio militare, non sotto la forma di una volta, di un anno e mezzo, però anche i 6 mesi possono bastare, che si crei quel distacco anche dalla famiglia, che un ragazzo impari a dire anche signor sì qualche volta, a avere certe regole che adesso purtroppo mi sembra non ci siano più. Si parlava che prima col comandante anche sul volontariato, che io è una vita che ci sono dentro, facciamo sempre più fatica a trovare i giovani, non hanno mai tempo. E allora quando noi non ci saremo più, perché anche quelli che andiamo a fare certi servizi per
dall'alto rischio. Ma siamo sempre, abbiamo parlato prima sui 70 anni ormai, siamo un po' vecchietti, però i giovani è molto difficile. Io pregherei, come abbiamo detto, anche i genitori stessi dovrebbero incanalare questi giovani, a parte i genitori degli alpini che penso lo facciano già, ma anche gli altri dovrebbero incanalare questi ragazzi, dirgli che ci sono altre cose che danno soddisfazione lo stesso, non in discoteca o bere e basta. Sentiamo anche cosa ne pensa Adele Biondani, Presidente Banco Alimentare del Veneto. Ecco, questi genitori, lei li ha avuto favolosi, questo papà che ha creato questa meraviglia che è il Banco Alimentare, con i valori, con veramente le radici del volontariato. Come vedi la situazione, Presidente, proprio giovani e volontariato come Banco Alimentare? Prego. Ma innanzitutto grazie per, come sempre, è sempre molto bello poter partecipare alla vostra trasmissione. Allora, è evidente che c'è un più difficoltà da parte dei giovani a partecipare alle azioni di volontariato, perché molto spesso sono anche presi da tante altre cose. Io devo dire che la risposta che i giovani danno alla giornata della colletta alimentare è assolutamente fantastica. Noi quest'anno riusciamo a fare 60 supermercati in più in Veneto perché c'è una grande movimentazione da parte di tutti, di tutta la gente, dai più piccoli fino ai più anziani. Gli alpini sono da sempre nostri partner in questa iniziativa così importante, ma devo dire che gli scout, insomma, quando gli proponi un gesto concreto, preciso, con una proposta che poi loro possono sposare facilmente, i giovani rispondono. Il problema è riuscire a parlare la loro lingua, cercare di fargli capire secondo come sono loro, perché giustamente la ragazza diceva: noi ci siamo, no? Dovete voi imparare a parlare con noi, ed è quello che noi forse dovremmo imparare a fare. È importante. Sentiamo anche il comandante Andrea Gallo cosa ne pensa. Ecco, questo dialogo con i giovani che voi proprio, lei in particolare comandante, ha sempre cercato di fare, da quando almeno io la conosco, cercare di dare dei messaggi, fare delle iniziative. Quante iniziative assieme abbiamo fatto, anche Villa Margherita inclusiva, per cercare di dare questi messaggi. Abbiamo impiegato anche mezzi per far capire, ad esempio, come si esce da una macchina con le cinture di sicurezza capovolte, e abbiamo visto anche questi ragazzi come hanno apprezzato, perché non riuscivano a uscire, non sapevano. Perciò queste sono cose che dobbiamo puntare, fargli sbattere proprio il naso con quelle cose che per loro sono superficiali, invece quando le provano capiscono l'importanza di conoscere e di capire. Prego. Guardi, noi nelle scuole, come lei ha precisato prima, andiamo di continuo, nel senso che ormai da anni che facciamo educazione stradale, e da un paio d'anni, dopo il Covid, abbiamo ripreso un'attività molto importante e del tutto innovativa, cioè non andare noi non solo nelle scuole, ma far venire alcuni studenti in comando a vedere tutte le attività che fa il comando e tutte le difficoltà che un corpo di polizia locale affronta ogni giorno anche con i giovani per far rispettare le regole. Quindi questi giovani che rimangono a verificare, a vedere dal vivo le attività del comando, poi porteranno nelle proprie classi questa esperienza, perché se le diciamo noi da adulti con una uniforme arriva il messaggio, però c'è sempre un po' di repulsione. Se invece il messaggio viene condiviso e arriva dai propri compagni di classe, sicuramente ha un sapore completamente diverso. Allora, Presidente Biondani, è quello che ho osservato anch'io ieri a questa scuola, che sono state invitate a Licati con questi ragazzi. Quando io ho parlato di volontariato, loro hanno detto: ma ci piacerebbe conoscerlo di più. Non vi conosciamo, ma come ho detto io? Ma se tutte quante le associazioni mi dicono, quando li ospiti, noi veniamo nelle scuole, facciamo la lezioncina. No. Poi ho chiesto, cosa sono i CEOD? Non lo sapevano neppure i professori. Non lo sapevo, poi lo dico davanti alle telecamere. E quello che ho capito invece è, come dice il comandante, non siamo noi che dobbiamo andare nella scuola. È la scuola che deve venire nel mondo del volontariato, frequentare i banchi alimentari, partecipare a quelle che è la fragilità, conoscerla, fare le collette alimentari. Adesso abbiamo la fortuna, come dice lei Presidente, che abbiamo gli scout, ma gli scout sappiamo già che sono orientati verso questo. È che dobbiamo andare a prendere gli altri.
È gli altri presidenti che mi fanno paura, che non vogliono conoscerci e non vogliono provare. Ma perché andiamo là, dove loro sono già stanchi di stare? Dobbiamo tirarli fuori al pomeriggio, perché giustamente al mattino devono studiare, ci mancherebbe la didattica importantissima, ma il pomeriggio, perché gli ho detto, ragazzi, è suonato la campanella, li ho visti perché eravamo nell'aula magna, e sono usciti dalle classi in maniera incredibile. Ho detto, ma dove dovete andare adesso? Cioè, dopo vi trovo fuori sull'albero col cellulare. Sì, è vero, hai ragione. E allora, perché correte così? Perché corrono tutti. Io devo fare quello che fa l'altro. Devo essere vestita come l'altro. Ecco, il mondo del volontariato, Presidente, anche portarli all'interno dei vostri banchi alimentari, farli toccare con mano, ma non quelli bravi, quelli che non vogliono, che non capiscono invece l'importanza anche per loro di essere utili, che può cambiare loro la vita. Prego, Presidente. Ma noi in realtà abbiamo un progetto che coinvolge le scuole all'interno dei nostri magazzini, che di solito funziona in questi termini. Vengono da noi, gli raccontiamo cosa facciamo e dopo insieme ai nostri volontari fanno dei lavori di magazzino. Quindi preparano le scatole che poi vengono distribuite nel turno successivo, piuttosto che dividono quello che ci è arrivato per tipologia di prodotto e quant'altro. Ed effettivamente è una grandissima cosa questa, perché loro si divertono tantissimo, riescono a capire che fare volontariato non è come quello che succedeva tempo fa, che ti annoi, che non sai che cosa fare, che non vedi soddisfazione, non ci sono tutte queste cose. Quindi portarli dentro la nostra casa e farli lavorare insieme ai nostri volontari, da un lato i nostri volontari sono strafelici perché sono a contatto con giovani che sono vivaci, hanno molta più forza, riescono a fare il lavoro con più velocità. Dall'altro gli stessi ragazzi sono molto contenti di questa cosa, ma anche il giorno della colletta, se voi oggi andate nei vari supermercati e vedete gli alpini insieme ai bambini delle scuole che accompagnati dai genitori piuttosto che dai professori sono lì a raccogliere pacchi piuttosto che a distribuire sacchetti, li vedete, quando proponiamo loro qualcosa di concreto, i ragazzi rispondono perché hanno bisogno di vedere qualcosa di preciso e concreto, però dobbiamo farglielo vedere noi. È anche vero che purtroppo io ieri, Presidente, ho anche la farmacia per i bambini, che ringrazio sia il Sindaco Mario Conte che la Giunta che mi ha messo a disposizione queste farmacie comunali e altre private per raccogliere questi farmaci per i bambini, che terminerà venerdì prossimo. Questo lo dico a chi vuole donare perché abbiamo bisogno. Ma io ho i diversamente giovani anche là, Presidente, io non so a Verona, ma qua a Treviso la gira proprio così. Tanto è vero che sono andata nelle scuole, perché ho le associazioni combattentistiche, perciò gli ex carabinieri, gli ex finanzieri, gli ex artiglieri, perché non c'è stato verso di riuscire a farli arrivare. Ma quando io ieri gli ho chiesto, ma tu sai che oggi è partita la farmacia per i bambini, sai che domani partirà la colletta alimentare? Mi hanno detto di no. Allora, se hanno bleffato non lo so, se non è arrivato il messaggio non lo so, ma qualcosa c'è che non unisce questa catena, perché io non devo essere fortunata a trovarmi a Verona, a Belluno, a Udine. Io devo capire cosa succede nel mio territorio, come posso rendermi utile, cosa posso fare se ho voglia di fare. Ma se nessuno mi prende per mano e mi accompagna, io non saprò mai. Perché è inutile che siamo comandanti, e qua lo dico anche a Daniele Cenedese e anche alla Presidente Biondani, che ci vantiamo tanto di essere 6.000 associazioni di volontariato, se dopo non arrivo alla fragilità perché la burocrazia me lo impedisce, perché non so chi è, dove abita. È come avessi un pugno di mosche, poi tanti campanili, io sono più bella di te, sono più brava di te, perché qui funziona così. Anche qua dobbiamo cambiare un po' culturalmente. Cosa dice Comandante? Beh, dico sì, assolutamente, nel senso che spesso è un problema di cultura. Manca la cultura del rispetto, manca la cultura della solidarietà, perché ognuno cerca di coltivare il proprio orticello e si disinteressa di quello che succede al di fuori. E invece dovremmo ritornare a pensare a 360 gradi e a fare squadra, ognuno mettendo il proprio mattoncino per costruire. Io ieri parlando con questi ragazzi si è parlato anche dei bulli, allora io e delle baby gang, perché là è quell'età che è proprio quella più difficile, più critica. E ho detto, guardate ragazzi che voi non siete meglio o peggio di noi, facevamo le stesse cose che fate voi, c'erano anche una volta i bulli, sono sempre stati le bande, però non avevamo i social.
Cioè ci si azzuffava, moriva là, se la prendeva grosso modo uno con l'altro, ma non c'era niente di più. E poi quando si rientrava a casa erano problemi, perché se avevi un graffio o qualcosa ti guardavano, perché all'epoca si guardava quando si entrava in casa e anche quando si usciva, come sei vestito. Certo. Ecco, vai a cambiarti immediatamente così non esce, dicevano i nostri genitori, quello che non accade adesso, specialmente nella scuola. La scuola dovrebbe essere con delle regole ben chiare. E loro mi hanno guardato come raccontassi un mondo che loro non conoscevano. E uno mi ha detto, ma davvero? Hai fatto anche tu qualcosa? Certo che ho fatto anch'io qualcosa, sono fatta come te, cioè, anch'io ho sbagliato nel momento che pensavo di essere chissà chi, perché mi sentivo forte, forse anche la più forte, ma è vero, però poi avevo il buon senso di capire e forse anche quella sensibilità che forse devo chiedere anche scusa. E l'ho fatto. Avevo sbagliato, ma ho avuto anche il coraggio di chiedere scusa. Quanti di voi hanno coraggio di chiedere scusa? Alzate la mano. Allora, la prima cosa, comandante, si sono guardati chi alzava la mano per primo. Il coraggio di alzare la mano. Il coraggio di alzare la mano, niente da fare. Non hanno avuto perché si guardavano e nessuno ha avuto il coraggio di alzare la mano. Perché poi un ragazzo che ha parlato mi ha detto, senta che bello, Presidente, abbiamo paura di essere giudicati. Oh là là, ho detto, eccolo qua. Loro hanno paura quei gesti che fanno che poi arriva il giudizio. Prego, comandante. Sì, ma ha perfettamente ragione, nel senso che i social hanno cambiato completamente la vita dei giovani e noi siamo stati ragazzi e giovani, abbiamo fatto le nostre marachelle, ma poi, come diceva lei giustamente, arrivavamo a casa tranquilli e non scappava niente. Adesso scappa tutto sui social, quindi quello che succede in piazza, magari tra due persone, non sono baby gang, non sono risse, perché dobbiamo anche in qualche modo riportare alla realtà quello che succede. La scazzottata, lo spintone tra due ragazzi non è una rissa, quindi anche fare un'informazione corretta, che io dico sempre, bisogna riportare quello che effettivamente è successo. Logico che i social amplificano notevolmente questi episodi e i ragazzi spesso creano la situazione per andare nei social. Quindi è voluta anche a volte questi tipi di episodi per avere visibilità. Per avere visibilità, per avere like, per avere chi ti segue, quindi più like ho e più importante mi sento nel gruppo. Non possiamo dire che non vogliono essere protagonisti, perché questo dimostra che loro vogliono essere protagonisti, vogliono fare quello che attira l'attenzione per la visibilità. E allora, comandante, perché non metterli sulla strada, magari anche quelli che magari fermate perché sono presi a cazzotti magari, e forse anche solo la borsa della spesa consegnarla non basta, ma le regole della strada, le regole. Io mi ricordo, comandante, tanti anni fa che sono andata in Svizzera e c'erano i bambini che dirigevano il traffico. C'erano i bambini che dirigevano il traffico e guardate, era una cosa bellissima. Non voglio arrivare a quei livelli perché anche con l'inquinamento che abbiamo non è il caso, però cercare di renderli protagonisti proprio dove loro sbagliano di più, nella strada, nel comportamento, nell'educazione. Cosa dice, comandante? Guardi, anticipo un progetto su cui ci stiamo lavorando e vorremmo proprio che i ragazzi, sia i leader in negativo che in positiva, possano essere di esempio. Quindi quel tutoraggio che noi stiamo effettuando in questo momento, realizzando all'interno del comando, vorremmo pian piano portarlo all'esterno. Quindi far diventare una sorta di nostri collaboratori affinché questo messaggio venga direttamente dai propri coetanei, dai propri amici, non dall'ufficiale in divisa, dall'agente in uniforme, ma come dicevo prima un messaggio da coetaneo a coetaneo. Allora ho visto lungo, io non sapevo di questa cosa. Ci stiamo lavorando, nel senso è ancora embrionale, però dovremmo riuscire a realizzarlo nel giro di qualche mese. Senedese, come alpino cosa ne pensa di questo progetto molto importante di far loro diventare i protagonisti? La cosa sarebbe la cosa più importante. Stavo riflettendo adesso una cosa, che il discorso dei like, la colpa ricade un po' sui genitori, forse non è neanche colpa loro perché presi dal ritmo, dalla burocrazia, dal lavoro, quelle cose non vanno. Dovrebbero qualche volta prendere il telefonino dei figli che sono minorenni e guardare cosa c'è dentro. Invece gli danno il telefonino perché non rompa le palle. Magari non sanno neanche guardare bene il telefonino. Bravissima, perché diciamo però, anche questo è... E tutto là, loro sono più smaliziati o sanno nascondere e lì parte tutto. Sentiamo anche cosa ne pensa Giuseppe da Villorba. Ciao Giuseppe. Salve, buongiorno Mirella, buongiorno a voi tutti. Senta,
Prego. Sì, buongiorno a voi tutti. Senta, ho sentito benissimo tutti i giovani, bisogna cercare di istruirli, di far vedere tutto quello che avete fatto, tutto bene. Ma io non lo so, visto che c'è anche con te, ma gli adulti, certi adulti dovrebbero secondo me controllare le patenti, perché mi sono successi 2 fatti, ieri e l'altro ieri. Allora, sul PUP sto girando da San Tommaso, mi tengo a destra, uno nella corsia centrale ha fanali spenti completamente alle ore 18 di sera, in mezzo al PUP pieno di macchine, fanali spenti. Si è messo anche a suonare perché voleva venire a destra e suonava lui, vabbè. Ma l'altro che mi ha fatto da ridere di più, proprio andando giù da Spresiano, cioè dal ponte del Friuli sul rettilineo di Spresiano, tutta la colonna di macchine, sempre ore 18, sapete cosa ho visto? Una cosa mai vista. Una macchina aveva i fanali davanti, no bianchi, rossi come quelli di dietro, tutti rossi, ma quello là cosa si è inventato? Allora ho capito, ma dove sta andando sta gente? Già, secondo me bisogna controllare le patenti e fare un bel ritiro qualche volta. Grazie, buongiorno. Grazie, un abbraccio Giuseppe, grazie. Allora andiamo a vedere, visto che oggi è Colletta Alimentare, questo video pillola, andiamo a vedere cosa vuol dire. E chi siete voi? Siamo del Banco Alimentare. E che cosa fate? Il sostegno e l'aiuto a chi ha bisogno attraverso il recupero delle derrate alimentari e la sollecitazione alla condivisione attraverso, negli ultimi 25 anni, la donazione di un pezzetto di spesa per chi è più in difficoltà. La colletta è una parte dell'attività ormai del banco alimentare. Abbiamo capito che poteva essere una fonte in più di rifornimento per le necessità del banco. Nel primo anno abbiamo fatto 1630 tonnellate, per noi sembrata una cosa importante, insomma. Ogni anno dopo anno, insomma, ormai sono 25 anni. La colletta è diventata una cosa sentita dalla gente. Questo secondo me è fondamentale. La colletta fa bene a chi la fa. Durante il resto dell'anno cosa fate con il Banco Alimentare? Durante tutto l'arco dell'anno recuperiamo dalle industrie di produzione, dalla grande distribuzione organizzata, dai mercati ortofrutticoli, dalla ristorazione collettiva. Siamo anche distributori e garanti dei prodotti del FEADE, Fondo Europeo Aiuto agli Indigenti. Lo distribuiamo alle tante strutture caritative che ogni giorno aiutano i bisognosi. Presidente Biondani, allora come commentiamo queste pillole veramente di solidarietà, ma che sono enormi? Cosa si aspetta da questa raccolta, Presidente? Prego. Innanzitutto mi aspetto che ci sia una sensibilizzazione rispetto al bisogno degli altri. Sappiamo tutti che la situazione economica in cui viviamo in questo periodo è particolarmente difficile per molti, per cui quello che noi proponiamo con la giornata della colletta alimentare è proprio quello oggi, è quello di fare un piccolo gesto di solidarietà verso chi in questo momento è vicino a noi ed è in difficoltà. Quindi quello che mi aspetto da oggi è che sia una bellissima giornata di solidarietà dove tutti coloro che sono oltre 15.000 persone in Veneto che hanno dato la disponibilità di almeno 2 ore al giorno per poter raccogliere questi prodotti e tutti coloro che andranno a fare la spesa possono fare un piccolo gesto di solidarietà verso chi è in difficoltà. Non serve fare grandi cose, basta anche un piccolo, proprio un gesto per riportare tutti noi a ricordare che c'è chi è in difficoltà
e che ne ha veramente bisogno. Presidente, molta burocrazia, tante associazioni, quasi tutte veramente sono esasperate da questa burocrazia. Lei cosa ci dice? Che è vero, che purtroppo la situazione è complicata, purtroppo anche oggi solo per andare a ritirare dei prodotti all'interno di un'azienda che decide di donarci i prodotti è una questione che dobbiamo stare attenti a come ci muoviamo, a quali sono i passi che dobbiamo fare. Da un lato è certamente una garanzia verso un prodotto che è delicato, perché certamente il cibo è una cosa molto preziosa ma è anche molto difficile da gestire, bisogna essere attenti che non vada in deterioramento e quindi non sia dannoso poi per chi lo riceve, però dall'altra parte è veramente molto complicato. Noi abbiamo appena aperto il magazzino di Pianiga, dove finalmente si è riusciti a trovare uno spazio dove poter essere, per poterlo, ed era già un magazzino con destinazione a derrate alimentari, per poterlo adeguare alla nostra attività è stata veramente una cosa incredibile, per non parlare degli obblighi che il Ministero ci obbliga a trasferire alle associazioni per poter accedere a questi prodotti preziosissimi che sono i prodotti della Comunità Europea, ma che obiettivamente richiedono una grande attenzione burocratica. Però cos'altro possiamo fare? Cioè, più che dire non è giusto, dobbiamo però seguire le regole, perché altrimenti mettiamo a rischio la possibilità di raccogliere questi prodotti che sono fondamentali per chi oggi non riesce a comporre un pasto completo. Grazie, anche perché stanno aumentando anche i banchi alimentari, c'è un aumento della povertà che veramente preoccupa molti di noi, questo volontariato che ha paura, che sta diminuendo perché molti volontari se ne stanno andando, non riescono veramente a gestire questa burocrazia. Comandante, lei cos'è che la preoccupa di più? La sicurezza, si parlava di sicurezza alimentare, ma c'è tanta sicurezza e siete in pochi, prego. Sì, allora il problema della sicurezza mi riallaccio a quello che diceva l'amico Alpino, anche il telespettatore Giuseppe Di Villongo, sì, mi sembra, sugli adulti, perché noi puntiamo spesso il dito contro i ragazzi e i giovani, però io devo spezzare una lancia nei confronti dei giovani, ce ne sono molti di bravi ragazzi che fanno veramente anche volontariato, come diceva la Presidente. Noi dovremmo lavorare molto sugli adulti anche, quindi sulle famiglie, perché spesso è la famiglia che viene a mancare dove ci sono ragazzi molto vivaci, per non dire addirittura anche violenti. Le do un dato che le accennavo prima quando stavo per arrivare, un dato che abbiamo registrato nell'ultima settimana sulle mancate revisioni e assicurazioni. Anche questo è un principio di responsabilità. Ascoltate. E questo coinvolge gli adulti, non coinvolge i giovani e i ragazzi. Solo negli ultimi 7 giorni abbiamo registrato, solo a Treviso, quindi con tutti i lettori targhe che abbiamo, oltre 7.000 veicoli che girano senza revisioni e oltre 5.000 veicoli che girano senza assicurazione. Questo sono dati allarmanti, logico che di fronte ad altri numeri di veicoli regolari sembrano tanti, però sono comunque molti veicoli. Calcoliamo oltre 5.000 veicoli senza assicurazione, quindi se avviene un incidente la povera vittima che subisce l'incidente poi deve anche pagarsi le spese. Questo per dire nel ragionamento che gli adulti devono anche loro collaborare in questo clima di ricerca della responsabilità e non solo puntare nei confronti dei ragazzi e dei giovani. Quindi bisogna partire dagli adulti e dalle famiglie. E bisogna anche capire che bisogna aiutare queste famiglie anche economicamente, perché con gli stipendi che ci sono purtroppo delle volte sbagliando tagliano certe situazioni invece importantissime e fondamentali, come sono le assicurazioni, perché veramente con 1.200 euro, che è la maggioranza, è questo il giro di stipendi che sentiamo, non vai da nessuna parte, ma non puoi non pagare l'assicurazione, non la puoi assolutamente fare perché è una cosa fondamentale. Però ci sono, a mio avviso, dei segnali che non sono positivi, comandante, perché io che ho il banco alimentare, lei lo sa,
io vedo delle situazioni veramente drammatiche. Io quando ho i Federconsumatori che mi dicono guardate che gli anziani, molti non riusciranno a riscaldarsi quest'anno perché non ce la faranno veramente, capisce che poi faccio fatica a comprendere come mai la politica non dà risposte anche voi, mettendo più personale, cercando di aumentare anche questi stipendi, queste pensioni dei diversamente giovani che oltre alle patologie hanno questa solitudine che li attanaglia. Cioè ci sono tante cose a mio avviso che il mondo del volontariato che lo stanno colpendo, e qua lo dico apertamente davanti alle telecamere in maniera indiscriminata, forse stanno cercando di fare la multinazionale del volontariato col re famoso sopra, ecco, sta distruggendo quello che era l'aiuto vero che dava il volontario, anche nella sicurezza. Pensiamo alla protezione civile, quante volte abbiamo visto in campo la protezione civile a supporto anche delle manifestazioni che fate. Ecco, come mai secondo lei, comandante, non è ascoltato questo grido che anche i sindaci stanno cercando di dare, il nostro in particolare sempre in prima linea per far capire l'importanza anche della sicurezza, ma la sicurezza è a 360 gradi, dall'alimentare a quella personale. Prego, comandante. Alla sicurezza della circolazione stradale, esatto. Naturalmente. Per cui sì, sono d'accordo che il volontariato, ne parlavo prima di entrare con l'amico Alpino, che senza i volontari anche i comuni sarebbero veramente KO. Abbiamo la protezione civile, a Treviso abbiamo oltre un centinaio di volontari e abbiamo anche i nonni vigili, che sono famosi, per noi importantissimi per la vigilanza davanti alle scuole. Che ringraziamo, vero comandante? Assolutamente li ringraziamo. Abbiamo anche altri volontari che sono ad esempio i responsabili zonali del controllo del vicinato. Adesso iniziano purtroppo ad essere molti furti nelle abitazioni e anche quelli sono volontari. Esatto. Quindi il volontariato è assolutamente indispensabile, va premiato e non bastonato magari con una burocrazia che a volte spinge il volontario a farsi da parte. Dovremmo cercare tutti di evitare di mettere dei cavilli burocratici e cercare che questi volontari lo facciano senza avere il timore di ricevere una sanzione o di non fare proprio l'attività che invece svolgono gratuitamente. Allora guardiamo le altre due pillole appunto della colletta alimentare, poi salutiamo la Presidente Biondani e gli altri ospiti. Andiamo a vedere le due pillole. Guarda, se mi dai una buona ragione per fare il volontario, giuro che l'anno prossimo vengo anch'io. Dalla fine degli anni 90 faccio il volontario alla colletta alimentare. Per me l'esperienza della colletta alimentare è questo, è qualcosa che dice chi sono io. La colletta esprime in maniera, come dire, molto pratica quel bisogno che noi abbiamo di dentro, insito, di fare del bene per gli altri, che ce l'hanno tutti secondo me. Non prevale mai la stanchezza, cioè uno non racconta del gesto generoso che ha fatto, ma di quello che ha ricevuto. No, grazie, guardi, faccio già beneficenza con altri enti, perché dovrei farla anche con voi? Donare alimenti a Banco Alimentare in occasione della colletta alimentare significa sostenere una rete di 21 organizzazioni presenti su tutto il territorio e che a sua volta lavora in partnership stretta con organizzazioni che accolgono persone e famiglie in difficoltà nel nostro paese. Quindi avere questa possibilità è per noi fondamentale e preziosissima. Andate nei supermercati, oggi è donate, ringrazio tantissimo Adele Biondani, Presidente Banco Alimentare del Veneto, grazie Presidente di essere stata con noi, ringrazio Daniele Cenedese, Alpino e di supporto a Mirella e a questo mondo del volontariato oggi importante, saluto tantissimo il Comandante Andrea Gallo, Polizia Locale di Treviso, grazie e andiamo con la posta di Mirella. Ed è arrivato anche questa mattina sabato, siamo alla fine della trasmissione. Io volevo ricordare i morti sul lavoro, mi è arrivata anche questa poesia da leggere, perciò questo sabato, questa mattina, oltre all'articolo della Costituzione che assolutamente devo leggere, leggerò anche questa poesia dedicata purtroppo ai morti sul lavoro che continuano e soprattutto con molto silenzio da parte di qualcuno che dovrebbe intervenire. E parlo sia da parte politica
però anche della parte delle aziende, soprattutto di quelle associazioni che dovrebbero assolutamente premere di più per la sicurezza di queste persone quando vanno a lavorare. Allora, iniziamo subito. Leggerei proprio con la parte seconda, siamo arrivati, ordinamento della Repubblica e la Costituzione italiana. Il Parlamento, articolo 55, sezione prima, le Camere. Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dai membri delle due Camere, nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Articolo 56. La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di 400, 8 dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 392 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Articolo 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero. Detto questo, avete capito, ognuno poi fa le proprie riflessioni, però è importante capire anche quando andiamo a votare cosa votiamo, per chi votiamo e se va bene così. Adesso però devo leggere questa poesia che mi è arrivata, dedicata ai morti sul lavoro, scritta da Giorgia Pollastri, ai morti sul lavoro. Ancora nell'aria vibra il rintocco, sei qui, tra noi, invisibile e quasi tangibile. Hai cambiato la tuta, con ali di seta che allarghi su tubi e ciminiere, a proteggere vite. Ascolto le tue parole, ancor dolci di pietà. Hai cambiato la voce, non parole vibranti, e suadenti ripeti ai tuoi figli e tua moglie. Ora la tua voce è un vibrare, un sussurro che lieve raggiunge la mente, che entra nel cuore, che dici che ami. Hai cambiato la tuta con ali di seta e accarezzi le alte ciminiere a dissipare nubi di morte. Le sento sfiorare il mio viso, le sento nell'alito lieve che muove le foglie, che sparge profumi e ci inviti a amare ancora la vita e l'uomo. Giorgia Pollastri. Grazie, buon fine settimana.